grandi impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio a tutti, eccoci in diretta dagli studi di Via Oslavia per questo Lecco Ascoli. Un saluto a Stefano Menegatti, ciao Ste. Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati. A mister Giulio Invernizzi, ciao Giulio. Ciao Stefano, ciao a tutti. Che torna ed esordisce in questa stagione a farci compagnia in questa diretta. Fausto e Filippo dalla regia a breve ci collegano subito con Albino Alborghetti da Riga Monticepi per andare a sentire nell'imminenza della partita un po' di novità, ce ne sono tante, formazione che adesso a breve vedremo. Chiediamo anche poi al nostro Albino un po' di novità per quanto riguarda questa partita importante. Lecco che cerca la prima vittoria stagionale dopo tutto quello che è successo con il nuovo mister in panchina che vabbè, nuovo e vecchio che si mixano. doppio mister X in panchina. Adesso parleremo anche di questo naturalmente. No, volevo solo dire una cosa, l'unico punto quest'anno l'abbiamo fatto con Fabio Cardigno, giusto? Sì. Col Modena, che era una delle voci dell'anno scorso, e quindi tu sei conservatore su questo. Speriamo che anche col mister ricordare i bei tempi l'anno scorso. Albino dovrebbe esserci da Riga Monticepi. Ciao Albino. Ciao Stefano. Allora, tutto bene, sì, tu atmosfera del Riga Monticepi di oggi per l'Ascoli. Un po' più scarico di pubblico perché probabilmente l'orario non è dei più confacenti, anche se è sabato. Sarebbe stato forse meglio farlo più in tardo pomeriggio, però è così, direi la curva abbastanza piena, non pienissima. Sì. Tempi più sgranati e un 120 persone legate di curvatura. Tribuna è completo. Atmosfera per questa prima di insomma, mister Malgrati viene da dirci, ma con Bonazzoli in panchina, nuovo corso se vogliamo, o forse vecchio corso, no? È un po' da capire questo, no Albino, subito, che differenze ci saranno rispetto a prima? Io guarda, mi esprimo per la prima volta e lo faccio in maniera diretta perché sono riportato ad essere molto diplomatico. Noi sapevamo che tra Malgrati e praticamente il mister Corsi iniziava una grande sintonia, ovviamente, giusto che proprio Malgrati era quello che preparava le partite, allenava di fatto la squadra, certo. E Corsi era più che altro uno che diciamo così, motivava, tra virgolette, i calciatori. Quando lui ha chiesto di fare la fase difensiva a Malgrati, io sono risposto diciamo che questo non ha risposto obiettivamente a favore di questi affari, perché non si è visto che siamo stati ancora a male che è un disastro e abbiamo vinto l'anno scorso giocando a 4. Quindi io penso che il Bonazzoli farà, magari curerà molto di più la parte in attacco. Il resto della preparazione della squadra di attacco, perché messa in campo sarà cura di magari. Assolutamente. Senti, tante novità però in formazione, perché al di là di Battistini, assenza di Battistini per influenza dell'ultima ora, Lepore in panchina, ci sono molte novità nell'Lecco. Cerchiamo di capire anche un po' come si schiererà, perché abbiamo due attaccanti di Stefano e Buso dietro alla punta centrale Novakovic. Cerchiamo un po' di capire, abbiamo molta curiosità su questo Albino. Lì allo stadio che idea vi siete fatti? Ma noi pensiamo che si partirà con un 4. Ok, sono d'accordo io, sì. Guarda, stanno entrando le squadre in campo in questo momento, il simbolo di identità, le cose significa piccola nazione e anche la grande applauso. Direi che l'inizio promette bene. L'atmosfera insomma c'è, la voglia di
di ottenere questa prima vittoria stagionale che ancora manca, insomma. Se arriva questa vittoria, se arrivasse, è chiaro che potrebbe contribuire a dare una bella speranza al torneo. Assolutamente. Non dimentichiamoci che noi abbiamo davanti un mese e mezzo di fuoco. Assolutamente, adesso gli impegni poi diventeranno veramente molto molto fitti e ravvicinati. Albino, grazie, ci sentiamo al termine del primo tempo, allora, più tardi. Buona partita a voi. Ciao anche a voi lì al Riga Monticeppi. Allora, mister, entriamo subito nel vivo, insomma, vediamo le formazioni. Allora, prima l'Ascoli di mister Viali con Viviano, dovrebbe essere un 4-3-2-1, Adiapong, Bellusci, 40 e Farasco, Di Tacchio con Falzerano e Caligara a centrocampo, Mendes e Milanese in supporto di Nestorowski, punta centrale sicuramente molto molto importante per la categoria. Risponde il Lecco, andiamo in ordine perché poi cercheremo di capire anche con voi come si schiererà in campo la formazione di mister Malgrati barra Bonazzoli. Sarà Coseliac Bianconi, Sersanti Caporale Crociata, Ionita, Di Stefano, Lemmens, Novakovic e Buso. Partiamo da questa certezza: ci sono in campo soltanto 2 giocatori protagonisti della vittoria del campionato dello scorso anno. Sì. Quindi molto rivoluzionata. Molto rivoluzionata e non riusciamo a capire poi il modulo, perché vedendo i nomi è più da 4-3-3, però sembra una cosa un po', diciamo, inaspettata, visto che comunque tutta la settimana si è provato il 3-5-2, perciò non riusciamo un po' a capire. Sì, è vero, magari la febbre di Battistini di stamattina può aver un po' influito e fatto cambiare le strategie, però insomma cambiare così radicalmente può diventare magari, non so, speriamo una cosa positiva. Perché comunque troviamo di fronte a una squadra in questo momento che sta bene, e andare a improvvisare un modulo in 4 ore mi sembra un po' un azzardo. Vediamo, poi magari ci smentisce e giochiamo un 3-5-2 con dei giocatori adattati ai ruoli, perché stavamo cercando prima di capire chi poteva fare il quinto, chi poteva giocare un attimino dietro, e facciamo fatica a collocare il modulo giusto per i nomi che abbiamo visto. Chiedo anche a Stefano, tu cosa ti aspetti guardando questa lista, questa distinta di oggi? Ma stavo guardando intanto anche come idee nuove magari di Malgrati. Intanto ho confermato Saracco con Melgrati in panchina, che è una delle varianti. Poi per il modulo, come diceva il mister Giulio adesso, c'è da adattarsi, anche perché non ci sarebbero gli uomini per il 3-5-2 se non continuando a inserire l'Epore, che però abbiamo visto 2 settimane fa era abbastanza scarico. Guglielmotti è stato male, Giudice è stato male, quindi probabilmente l'Epore magari se lo tiene per gli ultimi mezz'ora, per gli ultimi 20 minuti, e per il resto, come dicevate prima, o si prova ad adattare magari più che il 3-5-2, il 3-4-3 magari, con un Sersanti sull'esterno, si può rischiare, perché poi dopo ci sarebbe comunque la Zigliak, che anche lui può farlo, l'esterno. Difesa 4 sembrerebbe a vedere così. Noi, adesso sì, è 4-3-3 con... C'è da dire che comunque che anche l'Ascoli tiene in panchina Kraia e Masini, che ce li 2 grandi ex benissimo. di oggi. Anche Baieie, che c'ha Giapong che non doveva giocare, e poi inserisce Milanese, che sinceramente non conosco nel 2002, al posto di Pablo Rodriguez, quindi non mette giù la tridente pesante, mister Viali, che tutti ce lo ricordiamo, è il libero del Lecce di Cavasin di una quindicina di anni fa, quindi anche lui ce l'hanno raccontato l'Ascoli, ma anche il mister Viali è uno molto da Serie B, diciamo così, uno molto attento, che conosce bene non la fa il categoria. passo, non fa il passo più lungo della gamba, ma abbiamo visto queste squadre come il Catanzaro, come il Cosenza, non sono squadre spumeggianti, ma che quando c'è da fare c'è da giocare, diciamo, da fare la giocata solida, sicura, non pensano ai fronzoli, ecco. Si vede adesso Buso qui sulla destra, di là ci sarà Di Stefano e Novakovic. Sono curioso di vedere chi va davanti alla difesa. Sersanti. Sì, è l'unico mediano che abbiamo. Che tocca ora il pallone da mezzala ancora. Non aveva convinto, vediamo oggi. Diciamo che Crociata ha giocato una buona parte di partita da regista davanti alla difesa, però ormai eravamo alle pezze, nel senso dovevamo recuperare, quindi eravamo un po' al tutto per tutto col Cosenza.
Sersanti anche lui non è esattamente un giocatore che si può dire regista, dei tre forse è l'unico che può fare legna lì davanti alla difesa. Lemmens sembra di vederlo adesso qui sull'esterno destro, probabilmente bisogna vedere tra lui e Zeliak che farà il centrale. Intanto bel calcio di punizione per il Lecco subito in avanti, vediamo. Sì, crociata battuta sul secondo palo, c'era Novakovic anticipato, però copre bene la difesa dell'Ascoli che oggi è in maglia bianca, non a strisce bianche e nere. Tanto molto bella la prima maglia di quest'anno dell'Ascoli, non so se sì, con gli inserti rossi se non sbaglio, però le righe un po' più larghe, molto belle. Vi chiedo questo, intanto non abbiamo intanto giochiamo da sinistra a sì, destra e appunto stai dicendo Alberto Santoro con gli assistenti Filippo subito Meri e Marco Trinchieri, in sala VAR c'è Gariglio con Marini e Quattrobuomo Castellano. Non ci dicono da dove vengono oggi, così ci vogliono tenere un po' sulle spine. Ma tra l'altro leggevo sbagliato o dicevano in loco la VAR? E non, sì, okay. dovrebbe essere tanto io non ho più il ritorno in cuffia. Tanto c'è una rimessa laterale di Lemmens che parrebbe proprio essere l'esterno destro, il terzino destro. Forse dopo le brutte prestazioni magari ritornare un po' più sull'esterno di una difesa 4 potrebbe aiutarlo. E poi con Zeliak che ovviamente non ha la velocità al momento per fare, ma probabilmente non ce l'ha più la velocità per fare il quarto. Proprio, sì. Tanto combatte Novakovic, si lotta sulla tre quarti avversaria, recupera la palla a Buso, alla fine la Seba Lemmens scambiano i due. Lecco che sta provando in questi primi 3 minuti di gioco a farsi vedere davanti l'Ascoli Guardingo. Sì, 2 minuti e mezzo in cui Lecco sta tenendo molto palla, mister. Vedi già qualche differenza adesso al di là di uno schieramento tattico diverso? Schieramento tattico nuovo, adesso vediamo Caporale a sinistra, Zeliak a fare l'altro centrale con Bianconi. Allora, a me come modulo non dispiace, in 4-3-3 certo. Sicuramente ci dà un po' più di equilibrio, soprattutto anche magari trovando una squadra come l'Ascoli. Lancio bello per Buso sulla destra, quasi a specchio come noi. Quasi alla cieca, mette giù il pallone un po' complicato, affrontato da Falasco, cerca di superarlo in linea di fondo. Però c'è l'angolo? No. C'è stato qualcosa di molto difficile qui, Buso andare via proprio in un fazzoletto di campo sulla riga di fondo all'avversario, non ce la fa. Vi voglio chiedere questo, comincio da te mister naturalmente perché sei allenatore. Allora è chiaro, si dice l'allenatore vero è Malgrati, però è arrivato Bonazzoli comunque presentato, parla lui perché ha il patentino, insomma fa le veci dell'allenatore, però non si rischia di creare un po' di ambiguità in questa. Lo chiedo anche magari ai nostri amici a casa se vogliono scriverci cosa pensano di questa cosa. Non può creare qualche problema, ci auguriamo di no, a lungo andare? Il mio dubbio è di queste situazioni non mi piacciono mai tanto. Allora non è una situazione comunque ben definita, chiara, nel senso che comunque Bonazzoli a tutti gli effetti l'allenatore perché è quello che ha diciamo, i requisiti per poter sedersi in panchina. È logico che Malgrati è più di un secondo perché comunque ha vissuto un po' tutta la scalata del Lecco da giocatore prima, da vice di tutti poi gli allenatori che sono passati fino adesso e lui comunque è un uomo portato comunque un palmo di mano dalla società, dalla proprietà, perciò diciamo la sua voce è una voce importante all'interno della squadra e nelle scelte. Sarà difficile per loro comunque questa convivenza. Però penso che sono 2 giocatori di campo che hanno giocato, che sanno un po' le dinamiche. Seguiamo la punizione, scusa pericolosa dei 35 metri, 2 uomini dell'Ascoli su punto in battuta cercano la conclusione, fortunatamente esce dalla barriera bravissimo. Di Stefano che devia la conclusione di Falasco che è il terzino sinistro. Concludo dicendo che comunque sono due figure che comunque possono portare dei benefici se riescono comunque a confrontarsi in maniera costruttiva nell'andare comunque a vedere un po' quello che serve per migliorare la squadra. Dopo caratterialmente non lo so perché magari non hanno neanche mai giocato assieme, non so se si conoscevano bene prima e lì lo scopriremo in base un po', lì è più una cosa di carattere che tecnica, di capire se possono comunque combinarsi assieme.
Qua non c'è fallo? No. Aveva recuperato un bel pallone. Ionita, poi Novakovic combatte per tenerlo, alla fine perde il rimpallo. Era riuscito a cavare fuori un controllo Novakovic lì dal nulla, perché era in mezzo a 3 uomini, poi non è riuscito più a tenerla. Sia lui che Ionita, 2 buone palle conquistate. Mentre dietro si iniziano a intravedere i primi movimenti pericolosi di Pedro Mendes, che ha segnato già 5 gol se non sbaglio in categoria, e Nestorovski, che lo conosciamo benissimo, ex udinese, ex Palermo. Dunque 2 seri pericoli per una retroguardia con la Blu Celeste che, come ieri il mister ha detto, deve evitare gli errori soprattutto individuali, e oggi in più si trova pure con defezioni e a 4 rispetto alla difesa 3, quindi molto complicata oggi la partita per la retroguardia. Sersanti invece l'ho visto in avvio d'azione che richiama a gran voce la palla in avvio, quindi credo che voglia interpretare con personalità quel ruolo, quindi speriamo, vediamo come andrà il proseguo della partita. Intanto sempre Lascoli in avanti. Dopo la rimessa laterale, Adjapong cerca di liberarsi di Di Stefano, anzi di Crociata, che recupera bene il pallone, lo rilancia Di Stefano, prova l'1-2, non arriva poi la palla a Novakovic. Tanto una domanda dei nostri amici Made in Tokyo: Saracco in porta, è una scelta tecnica? Beh, a vedere Melgrati in panchina sembrerebbe di sì, magari Melgrati non è ancora in condizione, non lo so. Lo dicevo prima, è la prima cosa che si è vista, nonostante Melgrati si alleni già bene, da quello che sento dire da una settimana. La conferma di Saracco è importante, perché vuol dire che sicuramente, diciamo, non ci sono delle gerarchie prestabilite. Intanto ottima la palla recuperata, Buso a terra, fallo su di lui. Fallo, no? Vantaggio, non fischia. Palla poi triangolata. Sì, ma che vantaggio c'è, scusate? Mette fuori poi... ma che vantaggio ha dato? Sersanti. Non lo so, cerchiamo di capire Buso se si rialza, parrebbe di sì, noi ci prendiamo il piccolo primo break di giornata. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Allora, rientriamo in studio, non è successo niente, Buso si è rialzato e questo sicuramente già molto ancora, importante. Ecco, prova dalla sinistra ad accentrarsi adesso Di Stefano, c'è anche, non ho visto se era Caporale addirittura in proiezione. È andato a schiantarsi. Novakovic, che addirittura da ala era andato a combattere. Siamo nel 10° minuto, ancora nessuna conclusione da ambo i lati. Allora, atteggiamento piuttosto prudente di tutte e due le squadre, no? Mi verrebbe da dirmi, soprattutto dell'Ascoli, che non mi pare... Sì, un po' più in palla al Lecco nell'andare, senza arrivare a fare niente di che, ma comunque ci sta provando, sia con Buso a destra che con Di Stefano a sinistra, stanno provando a vedere di riuscire a guadagnare qualcosa. E dietro, tutto sommato, non mi stanno neanche dispiacendo, vanno proprio ad accoppiarsi giusti con l'uomo in più, con i 4, diciamo. Anche una situazione che in questo momento tatticamente ci permette comunque di essere equilibrati con loro. Tanto una rimessa laterale in area che non sortisce effetto, anche se la ribattuta della retroguardia bluceleste è preda dell'Ascoli, ma c'è l'ottimo pressing dei blucelesti. Poi rimane a terra Bellusci a terra, non so se c'è stato il fallo. Protestano veementemente i giocatori del Lecco. Andiamo. Assolutamente. Vanno a saltare, si scontrano con niente, una spallatina in volo. No, Di Stefano insomma si scontra saltando con l'avversario, ma non pare niente di che, infatti lascia Santoro, non ci sono capito. Se protestavano forse
Forse più per la scenata di Bellusci che altro hanno protestato, perché anche Bellusci adesso protesta. Aspettiamo di vedere, anche di capire quante persone ci sono oggi allo stadio, sembrerebbe meno rispetto alle ultime partite. No, palla fuori. Peccato. Danilo Brusadelli, scommettiamo che riesco a indovinare cosa hanno mangiato oggi gli juventini, come primo sicuramente pasta e soprattutto fagioli. Ma della Juve non ce ne frega un cavolo, quindi parliamo del Lecco. Ci avrei scommesso che sarebbero arrivate battute su fagioli. Allora, rimessa laterale, vabbè, quindi il Lecco che rimane costantemente un po' nella metacampo dell'Ascoli, ma non riesce fino a questo punto a creare pericoli, no? Dicevi te, scusa? No, che la fantasia scarseggia. In avanti il rinvio di Zeliak direttamente in fallo laterale. Palla negli istinti. Allora, andiamo a capire anche un po' quelli che sono i risultati degli altri, perché si giocano diverse partite. Sì, vedevo prima, sono iniziate tutte abbastanza in contemporanea. Ci sono Bari Modena, Cremonese sul Tirol, Pisa Cittadella e Ternana Brescia, che sembrerebbero essere tutte ancora sullo 0-0, mentre ieri sera il Parma ha regolato quelli dall'altra sponda per 2-1. Cugini. Tanto recupero palla di Buso che se ne va, fallo su di lui non sanzionato, era crociata, scusate, non Buso, confondo se perso i due brivilinei, come dicevano quelli bravi una volta. Bisogna capire anche crociata se crescerà, no, nell'arco di questa partita, perché è un giocatore, mister, lo abbiamo detto tante volte, è importante, che finora non è riuscito a inserirsi. Lui ha tanta qualità, però molto probabilmente non è ancora a posto, perché comunque non sta facendo vedere quello che ha fatto comunque vedere l'anno scorso a Cittadella. Poi lui ha un passato importante, scuola Milan, ha fatto Empoli, è un giocatore che se va in condizione ha le qualità comunque per farci fare un salto di qualità. Sì. E quello che ci aspettiamo anche da diversi giocatori. Intanto bella la spizzata di Novakovic per Buso, che per un leggero ritardo, anche se alla fine intercetta Lemmens lungo per Buso, che entra in area, prova a puntare l'uomo, non ci riesce, anzi era Novakovic addirittura, guadagna sfortuna. alla fine Ionita rimessa laterale per l'Ascoli. Sì, rimpalla sul petto di Ionita, la palla finisce fuori. Buso che deve oggi agire a destra, un po' disabituato. Sì, infatti, però si sta dando da fare, più di Di Stefano dalla parte opposta, che è ancora un po' fuori partita. E qui tra le altre cose c'è Ionita, che l'abbiamo già visto in altre partite, si butta spesso, ha una delle sue caratteristiche di sempre, si butta spesso dentro, quindi anche Buso deve essere bravo magari ad allargarsi e portargli via, aprire un po' lo spazio. Nessuna occasione da gol in questi primi 14 minuti di gioco. Oggi è chiaro che per il Lecco è importantissimo muovere la classifica, ma in una partita così, mister, è fondamentale, soprattutto all'inizio, no, di una nuova avventura tecnica, se vogliamo, perché definiamola così. Oggi devi vincere. Devi vincere. Cioè, dopo hai Pisa e Palermo, che sono due partite che... Soprattutto quella di Palermo. E poi rischi di andare a 2 partite di distanza dalla penultima, perché sei già a 3 punti. Il pareggio sì, va bene, che muoia la classifica, ma non va bene. Caporale, il cross dentro, la palla sul secondo palo, Buso, la traversa sulla traversa. Mamma mia, traversa piena sul destro, fortissimo non di Buso. Non so se Viviano, tra l'altro Emiliano Viviano, ex Serie A, anche nazionale, non so se l'ha buttata Viviano sulla traversa, perché era sul primo palo, violenta. Vediamo, cross lunghissimo di... Ionita combatte, non riesce ad arrivare sulla sfera, Buso, traversa piena. Quasi dal limite dell'area piccola. O incrocio. Vicino all'incrocio, traversa vicino all'incrocio. No, sì, traversa proprio sotto. Chi ha fatto il cross da sinistra? Ma credo Caporale, se non ho visto male, che sta giocando da terzino. E forse questo è un po' Buso che parte largo e stringe da destra verso il centro, mister, può essere. Ma piove fortissimo. Esatto, Buso di Stefano sugli esterni comunque sicuramente vanno a creare pericoli per gli avversari, con dentro Novakovic. No, è anche una situazione che comunque ci può portare ad avere degli... Ma dai, scusate, tanto c'è l'ennesima sceneggiata di Bellusci. C'è un giallo? No? Sì, per Crociata. Crociata che però è un po', come posso dire, passibile di ammonizioni in questo avvio di campionato. Diciamo di Crociata che io però vedo un po' in difficoltà Crociata. Gioca fuori ruolo. Fuori ruolo, anche oggi io non capisco. Tanto ci prendiamo un piccolo break sul giallo di Crociata. Sì, ma fallo andiamo.
Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Contropiede del Lecco, anche se poi si un po' chiude, rallentato, sì. Buso rallenta, Lemmens arriva a supporto, si accentra, scambio con Sersanti, poi ancora Buso, Bello. che prova il servizio di nuovo per Sersanti che si è buttato, il cross dentro, Cosa vuole? lamentano una mano, poi c'è un intervento brutto su Ionita, cioè forse l'angolo, no. Sì, Ionita come un carro armato, non Sì, mai- Ionita sta andando dentro proprio. Mamma mia, l'intervento su Ionita era veramente brutto. Ma anche perché ad alzare Una la gamba alta, e lui è una gamba alta sul Caligara. Sì, perché Ionita va con la punta e abbassa Rimane la fermo. punta. Sì, non... Caligara va con la gamba alta all'altezza del fianco e non lo colpisce perché Ionita si Però sfila qua un ha attimino. fischiato fallo a Ionita. Perché? Sì, una roba, roba inesistente, veramente. Non perché- si capisce perché. E beh, ma questo Santoro non è che stia arbitrando proprio in maniera casalinga, eh. Due cose, allora poco fa la grande 14esimo, grandissima occasione per il Lecco con la traversa piena colpita da Buso che arriva con un grande estro di controbalzo sul cambio di gioco bellissimo di Caporale sul palo lungo e Sersanti che mi pare abbastanza convincente davanti alla difesa oggi, mister? Sì, stanno gestendo anche abbastanza bene la palla senza... Bel recupero di Lemmens. Ma no, ma cosa si è inventato adesso Santoro? Fallo di Lemmens? No? Cos'è? Ma non esiste. Ha fatto una splendida c'è chiusura. tutta la panchina del Lecco che protesta. Cioè, non esiste sto fallo. Lemmens prima, Zeliak poi è andato a portare via il pallone. Lemmens è intervenuto. Vediamo. Ah no, questo è il fallo di Zeliak. Sì, ma Sì. chiamarlo fallo, cioè, vabbè. Tanto vediamo Bonazzoli che dà indicazioni qui. Viene inquadrato dalla regia di Sky. Zeliak ha fatto praticamente lo stesso fallo che ha fatto prima, crociata su Bellusci, fermandosi prima di toccare l'avversario che crolla a terra. Io chiedo ancora ai nostri amici a casa Che cielo. dite la vostra, intanto qua punizione. Cross, messo Sì, cielo lontano. veramente minaccioso, di Da pioggia, infatti Buso piove fuori. addirittura, anzi no, da Novakovic che era in difesa. Tanto Buso adesso sì in difesa, ma riesce ad allontanare la retroguardia bluceleste. Qui c'è un fallo netto si gioca e si gioca. Groviglio di palla gambe. per Blascoli. Attenzione lì a sinistra. Attenzione, qui sale il numero 23 Falzerano, palla dentro. Attento Caporale ad allontanare, poi una conclusione da lontanissimo che va non distante dal palo, sì, insidiosa, ma c'è Saracco comunque che controlla. Sì, Chi è ci che- cioè adesso riuscire a segnare anche così, ragazzi, l'abbiamo Lo so, viste- ma siccome in l'abbiamo questo viste- campionato l'abbiamo viste tutte. Chi è che va a calciare col mancino? Non so se ha calciato il 10, Caligara. Però anche prima il fallo in uscita sui giocatori blucelesti e Santoro che lo ignora completamente. Ma anche basta, direi, perché cioè 20 minuti ha fischiato da una parte sola. Tanto adesso la palla di Sersanti per crociata che prova a dare in verticale, Di Stefano non raccoglie, peccato. Di Stefano fuori partita, non ancora. Adesso vediamo Novakovic, stop, palla difesa, è servita a crociata, non sale, anzi Caporale, quindi crociata deve andare lungo, ma sbaglia il lancio. Tanto vorrei chiedere una cosa al mister, l'allenatore, tu come ti regoli in queste situazioni? Quando hai un portiere che è entrato al posto del titolare infortunato, ha giocato bene, il titolare ritorna disponibile, però ecco, oggi si sceglie, Malgrati e Bonazzoli scelgono di dare fiducia a Saracco. Sei d'accordo con questa scelta? D'accordo, nel senso, se pensano che Saracco è migliore, sì, sicuramente se sta... Tu la vedi come una scelta Sì, tecnica? secondo me sì. Secondo me, se no entra il titolare, cioè non vedi l'ora che entra il titolare, almeno Certo. io la vedo così. Se ho un portiere che fa il primo e uno che fa il secondo, o a meno che non è a posto quando è rientrato, ma altrimenti non vedo l'ora che mi rientra il titolare. Però Saracco ha fatto bene, l'abbiamo detto, no? Fino a questo punto, quindi giustamente si dà
Ma lì fiducia. non guardi Piove forte, tanto, devi mettere in campo quello che tu pensi che sia il migliore, secondo me. Sul portiere non puoi sbagliare. Non c'è il turnover sul portiere. Non puoi sbagliare, non è che vuoi accontentarne uno, è che tu lo accontenti, ma se questo non è all'altezza non accontenti nessuno. Secondo me molto probabilmente si sono accorti che ha delle capacità magari che non pensavano. Non pensavano all'inizio, dici? Può essere anche una sorpresa anche per loro. Perché io come l'impressione... arrivano giocatori che poi alla fine non è che si conoscono tantissimo, tutti i giocatori comunque che arrivano da campionati di Serie C. Io come l'impressione che sia più tranquillo lui stesso, perché Melgratis qualche errorino lo ha un po' disturbato, e Saracco invece quando è entrato è sembrato subito tranquillo, poi che dia tranquillità alla retroguardia quello è da vedere, però lui proprio sembra più un attimino centrato al momento. La stessa cosa è successa al Monza con Di Gregorio e Cragno, che poi Di Gregorio doveva essere il secondo, alla fine adesso è uno dei migliori, non dico migliori portieri italiani, è andato ma... via poi alla fine, sì, perché comunque è un ottimo portiere anche lui. Le gerarchie ci sono sulla carta, poi il campo sicuramente è quello che conta. È quello che conta, e il campo dice in questo momento il Pisa in vantaggio sul Cittadella per 1-0, l'unico altro Pisa che sarà, come abbiamo ricordato, anche il prossimo avversario del Lecco, martedì, in un fazzoletto di calendario che propone ogni 3 giorni impegni adesso per il Lecco. Molte scelte, magari anche quelle di oggi, sono figlie un po', no, di queste impegni, no? Oggi devi fare punti. Oggi fare... E secondo me, allora, guardando anche... Chiamato in panchina non sta benissimo, quindi tutti quanti, diciamo, insomma, i Galli, Guglielmotti, Lepore. Probabilmente non... sono scelte per vincere la partita oggi, non tanto per guardare a martedì, perché vincere oggi ti permette di andare martedì a Pisa con un altro morale, fare una partita che è vero che sulla carta è impossibile, ma nel calcio di impossibile, se c'è la testa, se c'è la motivazione, c'è poco, nel senso che comunque il Lecco deve comunque iniziare a far punti. Tanto ci prendiamo un piccolo break, 0-0. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Impossibile giocare con un arbitraggio che premia tutte le loro simulazioni, scrive Vittorio. Comunque c'è da dire che Sersanti molta personalità, adesso ha anche fatto un paio di errori. Tanto bello lo stop a seguire di Novakovic, perché poi subisce l'attacco ma resiste. Buso, bello il cross a metà strada tra Ionita e Di Stefano. Ionita era perfettamente piazzato lì al centro. Zegliak, gran recupero sull'attaccante avversario. Quante volte va Ionita ancora la palla guadagnata dai blucelesti? Sì, con la rimessa laterale. Ragazzi, che rimane in attacco il Lecco. Deve svegliarsi un po' Di Stefano, cavolo, è un po'... Sì. Non è... adesso l'occasione per lui, che sbaglia la palla conclusa tra le gambe, sulle gambe di Viviano. Grande occasione questa, Poi qui c'è il fallo. Allora, perché taglia da sinistra verso il centro, entra, ne fa fuori 2 in velocità nel buco. È entrato in un buco clamoroso. Si infila, poi però sceglie un piattone di piazzarla sul primo palo. Lì invece diciamo che doveva tirare una sabarda. Doveva fare il buso della situazione, la legnata sotto la traversa che aveva tirato prima, cioè non è facile. Doveva tirare una sorella di Saracco, una Saracca, quindi non lo fa. Tanto adesso però grande occasione però ancora per il Lecco. Si è ribaltata l'azione, adesso siamo sulla linea di fondo blu-celeste con l'Ascoli che va al cross, stacca Bianconi, la palla però rimane in area, Caporale, la palla dentro, il tentativo ancora e Saracco, la parlatissima, e c'è attento Lemmens che rilancia. Mamma mia, che parata! Che parata di Saracco, ragazzi, la vogliamo rivedere. No, ancora rimessa laterale per l'Ascoli, c'è una chiamata, aspettiamo,
Cosa guarda? No, fallo di mano, dici su. C'è una chiamata del VAR, Sì. credo, ma non so se è già... Sì, no, stanno guardando. Non si sa bene cosa. Allora, c'è stata questa azione sul secondo palo, bravo Caporale a deviare verso la linea dell'area di rigore, è arrivato di gran carriera, credo di Caligara, sinistro, e infatti adesso è inquadrato di tacchio, adesso vediamo, palla fuori, cross da destra, palla fuori, arriva alla conclusione. No, non c'è niente. C'è niente, cosa guardate? Cosa devono guardare? Qui c'è la conclusione di tacchio. 18 di tacchio. Saracco che col mancino. era difficile perché era bassa vicina, quindi ho dovuto andare giù subito e con tante gambe che gli potevano deviare il pallone. Abbiamo parlato fino adesso di Saracco, presente al primo tentativo, e poi bravo Lemmens perché era lì in zona, una delle tante cose che abbiamo. Forte che angolata. Sì. Però... E poi però vicina, quindi è dovuto andare giù subito. C'è da dire di Lemmens, bravo nello spazzare subito perché la palla era rimasta lì, cosa che fino adesso in questo avvio di campionato spesso abbiamo sbagliato. Intanto ancora non chiamata del VAR. Cos'è che è, scusa? Non sente all'auricolare. Problemi all'auricolare? Sì. Vabbè, meglio che il VAR, insomma. Sì, infatti. No, ma anche perché hanno fatto vedere l'azione e non c'era veramente niente. Sì, l'assistente, il signor Trinchieri, che è il secondo assistente là sotto i distinti. Se vuole ce l'abbiamo qua. Qualche auricolare, qualche cuffietta ce l'abbiamo qua. E siamo nel 28esimo minuto di questa partita tra Lecco e Ascoli, difficile, complicata, sporca anche adesso sotto l'acqua. Tanto Ionita rilancia. Sicuramente non aiuta questo tempo oggi perché sta rendendo molto sporca la partita, come dicevi tu, complica un po' i controlli. Bianconi è costretto a buttare palla nei distinti, bravo però a non fare danni. Allora, Bianconi difficoltà. Bene fino adesso, perché... ma Bianconi poi l'abbiamo conosciuto, ormai è difensore vecchio stile. Assomiglia Molto un po' a John Stones, il difensore del City, grosso, piedi non così tanto diseducati, però vecchio stile. Un po' lento. Lento, però ci arriva, è un po' vecchio stile. Qua lui non se ne è fatte troppe. Dai Buso, accendi, no? Ha buttato palla nei distinti e via andare. Qui Saracco con le mani aveva messo in moto a centrocampo direttamente con il lancio Buso, fa fatica a partire su questo campo. Sersanti come si è sbracciato per farsi dare il pallone. Non deve neanche andare a cercarla lì con l'uomo dietro. Però diciamo buona volontà. Dai, bello. Novakovic, Di Stefano, c'è Buso libero dalla parte opposta, cerca di rientrare alla fine per una conclusione, palla che viene deviata in angolo da Viviano, crociata, bella azione di crociata, si è acceso, si è centrato, alla fine ha deciso per il tiro che è rimbalzato davanti a Viviano, non semplice, anzi non è rimbalzato ma stava scendendo, Viviano a due mani, palla in angolo e anche Viviano però si è dovuto sporcare i guantoni. Finalmente tanta qualità nelle azioni offensive dell'Lecco, perché li abbiamo questi giocatori. A conclusione di Stefano che non è che l'ha proprio piazzata, l'ha presa di piede il portiere, doveva angolarla quella spanna in più. Sì. Non era semplice, però era troppo poco angolata e lenta. Tanto battuto corto l'angolo, crociata, secondo palo, non riescono i giocatori del Lecco a intervenire. Pensavo angolo, invece no, Bianconi. Pensavo che fosse stato anticipato il centrale blu celeste. Bianconi, tra l'altro, che è stato chiamato a gran voce dai tifosi l'Ascoli. Chi, scusami? Bianconi è un ex Ancona e i tifosi anconetani hanno chiesto il gol contro l'Ascoli, i tifosi di Bianconi. E l'Ecco che comunque adesso ci sono state altre partite in cui era in questa situazione e poi sappiamo tutti come è andata a finire, però non sta demeritando per nulla. Cioè, fino adesso in queste prime 6 partite di campionato comunque Lecco ha dimostrato che in Serie B ci può stare. Alla grande, però deve limitare tanto gli errori individuali e aumentare la condizione fisica. Numerissimo di Stefano. E qua c'è giallo, dai. Sì, giallo per chi è non è il 40. Caligara davanti alla retroguardia. Numero di Di Stefano, tunnel alla grande. Allora, stiamo vedendo in questo primo tempo tanta qualità là davanti, da centrocampo in su del Lecco, perché le giocate di Di Stefano, Buso e crociata. Di Stefano è un buon giocatore.
stanno mettendo in seria difficoltà. Stefano è giocatore. Ecco. Stefano è... A inizio campionato pensavo fosse meglio di Buso, poi anche Buso invece ha fatto vedere che ci sta anche lui in Serie B. Diciamo che è meglio averli e insieme. averli tutti e due con quel tipo di giocatore che è Novakovic, sì. Vanno d'accordo. Che oggi si è visto poco perché comunque stanno lavorando tanto sugli esterni, non stanno arrivando però a mettere il cross. Crociata sul Vediamo punto che di Maurizio, battuta, Vittorio, Davide. molto distante dalla porta. Viviano non aveva una Può faccia- andare però, non era molto tranquillo. Andiamo? Viviano, No, cross. invece va la palla dentro, secondo palo, Giapong mette fuori, c'è però Di Stefano che tiene via l'azione dalla destra, Bello. il cross bello, la spizzata, chi era ancora? Bianconi forse? Ah no, Novakovic. Che non trova l'angolo. No. Angolo mi sembra, no? Bellusci Fuori su gioco? lui. Ah, fuori gioco addirittura. Beh, intanto sì, se Ah, no sì, se no era- sarebbe stato angolo. Perché è andato a toccarla Bellusci. Bellusci che poi si è tuffato come al solito lamentando Tuffo in l'impossibile. piscina, vista l'acqua che scende copiosamente sui Rigamonti Ceppi, noi ci prendiamo un break. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Differenze. Ma infatti assomiglia Allora- un po' al presidente che avevamo all'inizio con... Parlavamo di Novakovic che fa un lavoro sporco, Come si vede chiamava poco la porta, l'allenatore? però averne, ragazzi. Prima che arrivasse, prima di... Tanto piove veramente forte. Oh mamma, non mi ricordo Scusa, più. no, Mastroianni, no? Mastroianni Che quando giocavamo con i tre davanti che si trovavano da Dio, poi dopo... c'era Iocolano. Iocolano. Facevamo i disastri dietro. E poi l'altro dopo. chi era il terzo? Tordini, Mastroianni, Iocolano, Sì. giocavamo e si trovavano da meraviglia, dopo iniziati gli infortuni e poi... Con Zironelli. con Zironelli, poi cambio di allenatore, però davanti facevamo bel gioco e i tre qua assomigliano un po' a quel tipo di gioco. Sì, anche perché con questo tipo di formazione è comunque Tordini poi da Attenzione, poter mettere la partita in corso. Quindi Zeliak, Roccia, poi si Buso guadagna il prende fallo un buon Buso. no. Ma dai! Qua però forse è andato giù un po' troppo facilmente Però Buso. era fallo. Adesso c'è il cross dalla parte opposta, conclusione alta. Palla sopra in la curva traversa. nord. È andato un po' giù troppo facilmente. Eh sì, però se devi tenere il metodo di giudizio dei falli che dai a loro, questo è da fallo. Però diciamo che Buso sì, il difetto ce l'ha sempre avuto. Bellusci tuffi sincronizzati, Maurizio, sì. 33esimo ed è sempre 0-0, ma un Lecco che lo possiamo dire Viali nettamente meglio Sì, dell'Ascoli. meglio. Viali era Ascoli abbastanza battuto. non mi sta convincendo, come... A parte che l'avevo visto anche con la Sampdoria più o meno fare una partita così, non giocando comunque molto bene, anzi. Diciamo che, come diceva, fallo su Novakovic, brutto. Invece dà il fallo contro. Vedi che dà il fallo contro. Praticamente per Novakovic gli hanno tirato una scarpata da dietro. Ah no, è Di Stefano. Di Stefano gli hanno tirato una scarpata sulla caviglia, nel girarsi ha fatto fallo. No, neanche, C'è ma fallo niente su- ha c'è fallo fatto. su di lui, Ma sì, niente ha fatto Di Stefano. No, secondo me gli ha fischiato, sai cosa? Il blocco. Che si è messo davanti. piantato, sì. Invece lì era lui che ha preso posizione, è arrivato l'altro, l'ha travolto. La pioggia sta un po' confondendo le idee di Santoro, diciamola così. Ma speriamo che gli stia confondendo e che non sia invece già di suo impostato così. Allora, una fase di gioco in cui l'Ascoli ci prova, ma vediamo. Sì, noi abbiamo un attimino arretrato adesso baricentro. Ci prova dalla destra Milanese, palla dentro. Lemens, no! Cosa ha fatto? Che errore clamoroso di Lemens, il vantaggio Ma dell'Ascoli. no, Madonna, perché? È rimasta lì. È rimasta lì la palla, la tocca, rimane lì a un Ma non metro dalla doveva neanche porta. fermarla, A un la metro dalla lasciava porta. scorrere. E niente, questo è il calcio, diceva il nostro amico Cotroneo. L'Ascoli da Però nulla. Lemens fino adesso è stato sempre tra i peggiori. Per questo che io non ero molto convinto della formazione, però niente. Vabbè, ma anche perché già in precedenza aveva fatto un errore. Cross innocuo e in netto vantaggio No. la lascia lì. Ragazzi, ma questo è un giocatore da Serie B. E poi Nestorowski, Nestorowski Sì. che arriva e insacca, insomma, perché non puoi concedere quella palla naturalmente a Nestorowski. Ma non la può. palla che esce, Sì. non c'è dietro. Doveva lasciarla scorrere. Sì, c'è nessuno dietro. Dai, ma come fai un errore del genere? Cioè, ma neanche in D lo vedevi un errore del genere.
ed è l'ennesimo, perché l'Emmens ne sta facendo una dietro l'altra. Disastro. Cioè mi dispiace perché poverino è un ragazzino, cioè, arriva dalla primavera, ma non è pronto per la B ancora. E niente, non te ne fai nulla di giocare bene 35 minuti, sfiorare più volte il gol, poi come al solito. per carità, poi non è niente in panchina. Cioè, no, ma è proprio l'errore in se stesso che non è una palla che va a fondo campo. Proprio stop. L'uomo è dietro a 5 metri. Ma porca cioè, ma dai. Stop pessimo, veramente. Non errore individuale. Bisogna vedere se gli ha chiamato solo uomo, se gliel'ha chiamato. Ma lì secondo me è proprio errore tecnico. Magari anche col campo un po' scivoloso, quello che volete, però. Ma non può. No, è di concetto l'errore. Puoi stoppare una palla lì. È un errore di concetto. Adesso ancora attenzione, si fa scappare. Attenzione che rischiamo il contraccolpo ancora. Pedro Mendes, palla dentro. Per fortuna arriva Caporale a bloccare l'avversario, ma la palla sfila dalla parte opposta, Caporale a terra, riusciamo in qualche maniera a uscire. Dai ragazzi! Ma no! Ma perché è ferma tutto? Stavamo ripartendo in contropiede e fischia fallo su Caporale, ma dai! E il vantaggio di prima l'hai dato! Ma dai, ma non esiste! Ah, qui vuoi... Qui è fallo. Sì, è fallo, ma poi siamo ripartiti. Sta roba neanche all'oratorio scrivono intanto di Lemmens. Ma dai, ma non esiste, ma è di concetto. Non puoi. Cosa voleva fare? Ma anche perché va col destro, con l'esterno destro. Cioè neanche con l'interno sinistro. Ragazzi, alzarla, se non guardate Nestorowski. Non ci credeva neanche. Ride sguaiatamente. Perché è come dargli un cioccolatino, cioè nel senso, no? Poi è lì per quello. Non ha fatto niente Nestorowski adesso. Però è sempre è uno di quegli attaccanti al posto giusto, lui è giusto. Ed è 1-0 a 3 occasioni per arrivare a... Ma è dall'inizio dell'anno che vediamo queste cose. Adesso poi... No, poi per carità non abbiamo alternative, perché l'alternativa chi è? Donati, che non ha mai giocato, Zambataro, che non ha mai giocato. Conosciamo Donati, perché Lepore. Buso da solo, prova ad accendersi. E poi è bravo Falasco. Finito il campo. È bravo Falasco perché gli ha tagliato la strada. Allora c'è chi io urlo forza Juve, a questo punto non è più sfortuna, ennesimo errore. Difesa individualmente imbarazzante nemmeno da Serie C. No, Davide difesa alla frutta, ma anche l'attacco poco cinico. Sì, sono un po' tutte e due le cose. Però qui sta cercando di... No, l'attacco sta creando tanto. Poco cinico, sì, perché siamo una delle formazioni che crea di più in tutta la categoria e non concretizza, secondo il peggior attacco, se non sbaglio. No, ma il punto è che non siamo scarsi. Cioè, sono errori individuali che fino adesso hanno fatto gente che non li aveva mai fatti. L'Emmens purtroppo è dal primo minuto di gioco che ha fatto vedere di non essere da B, eppure gioca. Ci proviamo intanto, Novakovic sull'esterno, non dovrebbe essere lui lì a crossare, però lascia palla a Caporale. Bello il cross teso, Falasco su Buso, poi allontana la difesa dell'Asco. Cosa c'è? Cioè, il problema... Ha ammonito chi? Buso forse, per proteste magari, vediamo. Cerchiamo di capire, poi andiamo in pausa. No, mi è sembrato di vedere il giallo, però non lo so. Secondo me ha fischiato e basta. Vediamo qua, c'è fuorigioco di Buso. Ha alzato la mano per richiamare il fuorigioco. Ci prendiamo un piccolo break, 1-0 Ascoli. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Rientriamo in studio con questa doccia gelata nel finire di tempo, il vantaggio dell'Ascoli immeritato, ma poi se glieli imbocchi... Cioè, il problema è che noi fino adesso abbiamo sempre giocato e poi abbiamo fatto errori individuali, almeno oggi. Ma poi, cioè, quello che dico io non è... Ragazzi, non è un errore tecnico, è un errore, dico ancora l'Emmens che prova a scappare e poi però la fallo di mano per fortuna. Fischiato a... Cioè è un errore di concetto, lì in area piccola. È una palla che deve sparire, ma di sinistro, lui l'errore lo fa andando col destro.
col destro è la palla che non è, e quello lì è proprio è contro, cioè Sì, è controintuitivo. Come si dice? sì. Quando è un movimento non sì, normale, innaturale, bravo, ecco. perché va di esterno, la lascia lì. Cioè, quindi cerca una cosa difficilissima, la palla rimane lì. Ma che non aveva un senso farla. Lì non aveva senso. Nestorowski, ovviamente come un avvoltoio, sghignazza e la me lo butta dentro. aspetto un errore del genere da Buso, di Stefano, lì in quella zona di campo. Non so, poi magari lo fanno. Però anche lì magari portiere che poteva dirgli lascia, cioè la palla che va. Ma Saracco va a dai che ci proviamo sulla destra con Ionita, bello il cross, non c'è nessuno però al limite dell'area. Sersanti da un passo indietro, deve riprendere un po' di convinzione. Sersanti riprende palla, c'è Caporale, si può ancora aggiustare questa partita, dai ragazzi. Crociata, dai, inventati qualcosa. Cross, secondo palo, c'è ancora Ionita, contro cross, la palla dentro. Bravissima di Viviano su di Stefano. Mamma mia, Viviano che giustamente portiere. Ancora no, cos'è sta roba? Cos'è adesso? Ma perché? Questo è Caporale. No. Viviano dimostra di essere un portiere, e che portiere di grande esperienza a livello. Stefano a botta sicura sul secondo palo. Rivediamo. Sersanti cambia gioco su Ionita. Crociata su Ionita che fa un gran controcross. Mette palla fuori, Di Stefano di testa in tuffo, colpo sicuro sul secondo palo. E Viviano ha un balzo veramente felino, cioè. Sì. Non era fortissimo il colpo di testa, ovviamente, non riesce a dar forza, però Viviano che va e dimostra di essere portiere ex nazionale. Tanto altro pallone buttato in avanti, l'Ecco che recupera Crociata, che sembra quasi essersi accentrato un po' di più per partecipare al gioco, con Di Stefano un po' più indietro. Ancora Crociata che adesso si allarga sulla sinistra, prova lui adesso a dare qualche idea al gioco. Adesso è bello il pallone per Di Stefano, che però è un po' decentrato, cerca di liberarsi di due uomini, lo appoggia fuori, Caporale, il cross è bello, teso, palla dentro, Buso sul fondo. Ragazzi, come al solito, come col Brescia, come anche in altre occasioni, giochiamo, arriviamo vicini al gol e poi facciamo erroracci dietro. Era un po' sbilanciato. Sì, qui ha fatto il massimo. Sì, un paio di metri fuori. Un po' dietro col corpo. Questo era difficile, onestamente. Cioè, qui il primo tempo era come al solito. Perdi 2-1 per perdi e non sai come. Era stretto lo 0-0. No, stretto quasi l'1-0 per noi. Mister capisce allora quindi come hanno fatto una vittoria per sconfitte, per pareggi, se hanno fatte così. No, perché sembra sempre di vedere la stessa partita, poi. Però ecco come vedevamo, l'Ascoli ha i giocatori, secondo me, 43. I singoli. Ziliak tra l'altro occhio perché è già ammonito, se non sbaglio. Ziliak è ammonito, dici? No, aspetta. Il fallo quello sulla linea laterale che non c'era. Solo Crociata è ammonito nei nostri Caligara, se non sbaglio, nei loro. Sì, Caligara. No, dicevo, sei sempre lì che giochi, arrivi, loro per esempio sono sinceramente di quelli visti adesso anche i meno organizzati, perché Brescia era organizzato dietro, il Cosenza era organizzato, ha giocato la sua partita tranquilla, noi gli abbiamo regalato di tutto e di più. Catanzaro pure, squadra ordinata, cinica, con i singoli. Questi loro dietro noi li abbiamo fatti ballare. Cioè. Il problema è che poi però sei sotto 1-0 e adesso l'Ascoli ovviamente è la sua partita perché poi, adesso con il diluvio, campo fangoso, se ti butta dentro il 2-0 è finita. Vabbè, niente, scongiuri i debiti del caso a parte. 44esimo, un minuto alla fine, vediamo se ci sarà anche recupero. Punizione Ascoli. E poi io continuo a sentirmi, almeno andare nei spogliatoi così, amici e colleghi chiedermi di questo Lecco, cosa vuoi dire? Gioca bene ma perde. Sembra ridicolo, ma è così. Gioca bene, diciamo. No, per quanto hai fatto fino adesso non dovresti essere ultimo, chiaro, però poi diventa sempre più difficile. Dovresti avere 4 punti in più. Con 3 partite da recuperare, non dimentichiamocelo, però sono difficili francamente, non è che siano passeggiate. No, e tra l'altro uno dice, ma loro importano Viviano, noi Saracco. Sì, ma Saracco ragazzi non ha toccato palla. Ha fatto una parata che doveva e basta. Che gli ha tirata un po' anche addosso, il gran mancino di... Sì, però diciamo, lui quando doveva rispondere ha risposto. Caligara. Il portiere del Brescia ce lo ricordiamo tutti le cose che ha fatto. Sì. Cioè col Brescia ci sono stati 2 migliori della giornata della Serie B, sono stati
Borrelli e non mi ricordo più come si chiamava il portiere del Brescia. Poi 3 minuti di recupero. E sì, prima c'è stata la questione dell'auricolare. Viviano insomma dimostra di essere, non deve dimostrare nulla, ma conferma, intanto scivola molto. Io quando avevo Ionita al Fantacalcio in porta avevo Viviano. Insomma, dimostra di essere portiere di altissimo livello. Quindi era Sampdoria, giusto? Sampdoria, ha fatto Firenze, Fiorentina. che lui è tifoso della Fiorentina, però è rimasto in tutti i rapporti. Poi a Genova e a Bologna anche. Bologna è stato a lungo, adesso andiamo a vedere, ma ti dico. Tanto c'è il fallo o è rimessa la tale per Palermo, Cesena, Brescia, Bologna, Inter, ma non ha mai giocato Palermo, Fiorentina, Sampdoria. Sarebbe da riuscire ad andare a pareggio adesso. Buso anticipato. Ha poi giocato 3 anni nel Fatih Karagümrük. È la squadra dove ha allenato Montella, se non sbaglio. O Montella o Turco Pirlo. È andato Pirlo forse a allenare. Sì, quella di Pirlo. Tanto con Montella che sta facendo fuoco e fiamme in Turchia adesso con la nazionale anche, e gli attaccanti turchi che esultano tutti con l'aeroplanino. Sì? Sì, ha ribaltato la girone di qualificazione della Turchia con 2 partite. Ma Montella è un bravo allenatore, forse ha avuto troppo poco dalla carriera. Si è bruciato un po' il Milan forse. Sì. Tanto Lemmens, palla profonda per Ionita che si lancia in posizione di ala. Bravo, salta l'uomo, il cross leggermente deviato, palla che poteva arrivare la sfortuna, non arriva mai a nessuno dei nostri questa palla vagante. E qui sono stati bravi perché la palla deviata e sono riusciti poi a toglierla a Buso. Attenzione che siamo un po' scoperti. Si riparte Zeliak di posizione. Non sbagliare. No, Zeliak non sbaglia. Bravo. Su Nestorowski lo contiene e appoggia Saracco. Sì, la velocità di Zeliak. Fallo di Nestorowski. No, non fischia, attenzione, palla poi conclusa, alta sopra traversa. Sì, la velocità dicevi giustamente Stella. Guardate l'arbitro con che faccia va a dire non è fallo. Gli dà una ancata, per così dire, un'osso sacrata, non so come definirla. No, è proprio, ha guardato l'arbitro lo ha guardato e lui ha dato l'ancata. E l'arbitro ha detto, ma cosa volete? Mancano 50 secondi, dai che chiudiamo avanti, vediamo se riusciamo a buttare dentro almeno un pallone pericoloso. Caporale che fino adesso ha messo dei cross interessanti. Ottima prestazione Caporale. Ancora lui dopo lo scambio con Crociata va a Caporale, bello il cross, non c'è nessuno sul secondo palo. Stavolta non c'è nessuno, peccato. Cioè che però ragazzi, cioè, noi andiamo a parlare anche dei giocatori e tutto, ma è difficile però giocare anche sempre così. Sai sempre che qualcuno combinerà cioè è difficile, cioè sembra è come un circolo vizioso, no? Fai gli errori, quindi sei più portato a farli, quindi ne fai ancora. Allora, vedi in tocco, ogni partita si perde per errori della difesa, o sono scarsi in difesa e il prossimo a saltare Malgrati, errori individuali. Mattia parte con questi giocatori giocare in 3 difese e tirarsi a zappa sui piedi, oggi stanno giocando a 4. Esatto. Non segniamo perché la partita prima di parlare. Non segniamo perché il nostro bomber è un attaccante che l'anno scorso in 35 partite ha fatto un gol e forse anche su rigore, ma se dici Novakovic non è qua per fare gol a grappoli, ecco. Però togli lui davanti, non lo so cosa succede. No, Novakovic ha fatto il solito gran lavoro davanti, non ci può dire nulla. Vittorio, un buon Lecco obiettivamente, purtroppo con la difesa da lavoratore punti non se ne fanno. Più che difesa in sé, perché poi Caporale, Bianconi, gli altri tre, il reparto ha fatto bene, è un errore individuale di un ragazzino. Non è che ha fatto poi male nelle ha fatto solo quella vaccata gigantesca. Ne aveva già fatto uno che aveva fatto partire un contropiede e si era perso. Non era così fuori partita. No, quello no, ma anche dopo ha giocato ancora. Solo 2 gol nelle 5 partite che si stanno giocando in questo pomeriggio, sabato pomeriggio piovoso a Rigamonti Ceppi. C'è ancora spazio e tempo per recuperare questa partita. Ci colleghiamo adesso, in regia Fausto e Filippo ci collegano con Albino da Rigamonti Ceppi. Andremo a chiedere anche a lui, insomma, un po' un parere su questo primo tempo. Vediamo da Rigamonti Ceppi come hanno visto questa partita. Albino, mi senti? Sì, Albino, mi senti? Assolutamente, voi? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora Albino, siamo un po' alle solite, perché commentare questo primo tempo, un bel Lecco che gioca bene, costruisce diverse occasioni e poi paga un errore individuale di Lemmens, perché è stato un erroraccio. È stato un erroraccio che al momento ci costa la partita 0. La partita non direi ancora perché... No, sì, nel senso in questo momento ci costerebbe la partita, certo. Sì, no, certo Stefano, no, dicevo perché
tutto sommato io ho visto un buon Lecco che ha fatto comunque praticamente una partita anche volitiva, determinata. Secondo me continuiamo a non capire che noi mettiamo in difficoltà le squadre con i lanci dalle fasce in fase d'attacco, e ne facciamo pochi. Quando li facciamo, se avete notato nel corso del primo tempo, mettiamo in ambasce quasi la squadra avversaria. Soprattutto con uno scatenato Caporale che ha messo dentro da sinistra diverse palle molto molto interessanti, anche lo stesso Crociata poi quando si è allargato a sinistra. Ecco, forse se vogliamo una delle cose più positive, Albino, oggi, la tanta qualità che abbiamo se vogliamo dalla tre quarti in su, no? Perché Crociata, Buso e Di Stefano hanno creato davvero molte occasioni pericolose, situazioni pericolose. Sì, però bisogna finalizzare adesso, perché sennò creare senza concludere poi in gol diventa veramente dura. Allora, io ho ancora della fiducia per il secondo tempo, perché li ho visti da qualche partita a questa parte, ma oggi soprattutto li ho visti determinati. No? Sì. E la determinazione non è venuta meno neanche dopo il gol. Certo, un errore così non si poteva aspettarselo, l'Elm se questa palla la tocca in angolo ha risolto il problema. Assolutamente, è andato proprio come scelta, l'abbiamo commentato anche con mister Invernizzi, una scelta sbagliata, va di esterno destro e fa una porcheria perché la palla rimane lì, e con un gente come Nestorowski lì in agguato non puoi sicuramente permettere. La butti fuori e basta, è finita, poi vedrai cosa succede dopo quando faranno il calcio d'angolo o la rimessa, insomma, quello che è. Senti, come hai visto dalla tribuna, per quel che si può vedere, insomma, Bonazzoli, Malgrati in panchina, in piedi, come ti sono sembrati? Movimento, tranquillità? Ma mi è sembrato, sono in piedi entrambi sull'angolo della panchina, cioè qui dalla tribuna, guardando verso destra della panchina del Lecco, però mi sembra di vedere più dare posizioni più Malgrati che non Bonazzoli, sinceramente, anche se devo dire che non li ho osservati con la massima attenzione, quindi potrei anche aver perso dei pezzi. Assolutamente. Ti aspetti qualcosa di diverso da subito oppure si va avanti in questo momento così, perché comunque è stato, come abbiamo sottolineato, un buon Lecco? Ma io direi che però una cosa che potrebbe creare dello scompiglio in questa difesa del Bari dell'Ascoli, scusate, che non mi è sembrata il massimo, no? È un giocatore alla Tordini. Al posto di? Al posto o di Buso o di Stefano, direi più di Stefano che Buso. Mm-hmm. Sì, ma sono d'accordo con te che probabilmente è uno dei primi cambi che possono avere in testa Malgrati e Bonazzoli. Staremo a vedere. Albino, ti lasciamo insomma rifiatare un attimo, magari bevi un tè caldo. Fa freddo oggi, no? Rega Monticeppi, no? No. Ma avete visto che acqua che è sì, arrivata? Abbiamo visto molta acqua, si vedeva. Però insomma, dà fastidio secondo te o non troppo? No, non ha creato nessun tipo di problema sul rettangolo di gioco, nessun problema. Va bene, dai, stiamo rivedendo gli highlights, ci sentiamo tra un 45 minuti per il secondo tempo, Albino. Speriamo di sentirci con un risultato migliore. Sì, sarebbe veramente ora. Va bene, a più tardi, grazie Albino. A più tardi, grazie Ciao. a voi. Rientriamo in studio, ci prendiamo qualche minuto di break, poi torniamo per il secondo tempo di Lecco Ascoli. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia.
li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Quando hai il cioccolato nel cuore, entra nel cuore del cacao. Vanini ha nel cuore il pianeta. Ha nel cuore le persone. Ha nel cuore la qualità, la felicità, il piacere. Vanini, nel cuore del cacao. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com.
Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiolo, Lecco. 0341 57 86 91. www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio con questo secondo tempo. Bonazzoli accigliato rientra in campo perché giustamente, insomma, un buon primo tempo del Lecco, ma siamo sotto e come al solito verrebbe da dire. Quindi... Quando è che lo testeriamo come centravanti?
Sì, Beh, i gol li ha sempre fatti. È un 79, 44 anni, un po' vecchietto, però. Dici, uno che in Serie B gol li ha sempre fatti. Quindi. Beh, lui era un Serie A poi alla fine. Sì, ma ha giocato anche a lungo in Serie A, Regina, diverse Parma, squadre. adesso mi ricordo Sampdoria, più. forse Anche Siena, forse. No, Brescia, no, aspetta. Brescia sicuramente. Sì, diciamo lunghissimo corso. Non è mai stato magari quello da 20 gol, ecco, però i suoi 10 gol a stagione in Serie A si faceva. Quindi. E vediamo soprattutto come reagiranno, secondo me, a livello mentale, se continueranno a giocare o se subiranno. Intanto nessun cambio, no? Non piove più però come prima, sembrerebbe. Attacchiamo verso la nord, cosa che ha voluto Zeliak durante il lancio della monetina, lui è il capitano quest'oggi. Sì, c'è Bonazzarella, Brescia, Parma, Verona, Regina, Sampdoria, Fiorentina, Padova, poi è andato anche lui all'estero. E tra l'altro per lui è una sfida molto pesante, perché dalla Serie D alla Serie A alla Serie B con precedenti esperienze nel calcio femminile. Allora, Luis Castre ci scrive: ok, gli errori, ma siamo anche sfigati. Palo di Buso, parata della miseria del portiere dell'Ascoli sulla linea, vero? Però, come diceva Albino giustamente, devi trasformarle però tutte, almeno una, non è possibile creare così tanto e non segnare. C'è un episodio che... Qualcuno invoca un rigore, infatti. Un episodio che gli fa dopo gol. Qui fallaccio! Si gioca per il vantaggio. Sersanti corre Caporale, però c'è Ionita che va al cross basso, prova a uscire adesso Ascoli con un contropiede che però non parte. Tanto scusa, è entrato Rodriguez? Non mi pare, perché sembra essere confermate le... Ma aveva tolto anche la pettorina, no? Mi sarebbe visto. Sì, cambi non ce ne sono stati. No, Bordocampo. Allora, è importante, se vogliamo, la fiducia data a Lemmes. Dopo un errore del genere poteva magari venire automatico toglierlo, invece va in campo ancora, si dà fiducia. La sua partita comunque la stava, indipendentemente dall'errore, la stava comunque facendo bene, non è che aveva fatto disastri oltre quella. Bella la palla verticale sulla destra, Buso. C'è mano e calcio d'angolo comunque. Vabbè dai, mano no, angolo. Praticamente la palla è calambolata sul corpo di Falasca in tackle, poi se guardi, il braccio è distante al corpo, guarda. Ma credo è coerente con... Vedi adesso? Però non lo guardo neanche. Sì, poi comunque la limite. Adesso no, però l'ha fischiato. Però sa che guarda lì l'ha vista. Fischiato fallo. Sì, infatti Falasca si stava giustificando, intanto Baglieye. Gnaure che era andato centrocampista titolare, invece poi no, cambi non ce n'è. Cominciato dalla panca. Allora corner corto per Crociata. Siamo sotto la nord. Dai, una bella pennellata di Novakovic. Ma che la palla dietro, che c'è spazio. Buso di Stefano e anche Lemmes. Buso adesso sta entrando, palla dentro. La palla sul secondo palo. Mano, questo è rigore netto. Subito va, eccolo il rigore invocato dai nostri amici a casa da Stefano. A Diapong, sulla conclusione esultano già i giocatori del Lecco. Cominciamo a segnarlo prima, ragazzi. Calmi. Esultiamo noi da qui, sì. Palla sul secondo palo dopo la spizzata di Bellusci, Sersanti e poi c'è una parata a Diapong. Anche perché qui sì è totalmente incoerente, perché c'è anche cartellino, perché comunque è una palla che va in porta. Sì. Ha tirato bene Sersanti col mancino. Sì. Beh, a Diapong che dice mi stavo riparando il volto. Se non è una faccia lunga 1 metro, sì, guarda. Era una grossa barba quella di Sersanti. Di Stefano sul dischetto. E che hanno chiamato Foschi anche a schidere calcio. No, battutaccia, però ci sta. Scommettiamo che no. No, non scommettiamo niente. Di Stefano sulla Viviano. Migliore in campo fino adesso, credo, Viviano. Sotto la nord di Stefano. Dai Di Stefano. Lorenzo. Bella responsabilità. Sì, sotto la nord che lo incita. Poteva tirare chi forse, Buso alternativamente. Non abbiamo molti Buso. Tiratori, perché Novakovic l'ha già sbagliato. Quindi... Sersanti forse può tirarlo. O Crociata. Crociata, sì. Vediamo. Attimi. Ancora bisogna tirare. Di Stefano, Viviano fermo al centro della porta. Di Stefano segna cadendo fantazianamente. Cosa vogliono? Lo vogliono fare doppio tocco. No, ma guarda che tocco. Non ci voglio credere, ragazzi. Doppio tocco. Non ci voglio credere. Infatti io non ho capito. Non ci voglio credere. Doppio tocco, perché è scivolato e nel scivolare l'ha toccata 2 volte. Vabbè, però ragazzi, non è annata. E qua non si vede perché
No, sì, se l'ha calciata sul piede. Se la calcia sull'altro piede, scivola. No, mi ricordo, Fantozzi. Mi ricordo ma col, dai, col Milan qualcuno l'aveva fatto. Fantoziano, io non col ci Milan credo. qualcuno l'aveva fatto questo tipo di errore. Infatti è uscito un pallonetto assurdo per come l'aveva calciato. Niente da fare. No, però, allora, ma scusa, non si capisce. È gol o non è gol? No. Non è... Ma Bellusci, ma stai zitto. Guardate Bellusci che continua a irritare il calcio di punizione. Calcio di punizione. Infatti a chi voleva il rigore e a chi esultava, io dico che i rigori vanno segnati, ragazzi. Non si esulta mai quando si ottiene un rigore. Comunque, ragazzi, io non ho mai visto cosa c'è. Se non è sfiga quella che abbiamo quest'anno, tutto ragazzi. Insieme. Ah, brutto fallo! Come vantaggio! C'era il rosso per il giocatore dell'Ascoli. Palla dentro, alta sopra la destra. Ma era da rosso il fallo dell'Ascoli. È entrato Rodriguez comunque, mi sa, no? Io non l'ho visto. Aspetta, vediamo questo. Adesso qua va alla conclusione, poi chi è il no, scusa. 23 Falzerano, se non sbaglio. Falzerano, sì. No, c'è ancora il milanese. Sì. Ma io voglio vedere il gol a 60 ammonito. Non ci credo. L'arbitro che tra l'altro si mette a ridere in faccia a Sersanti. L'ha fatta rivedere? No. Vediamo. Sersanti poi dai, rosso. Lancio perché è netto anticipo. È rosso. Sersanti, la palla è già lontana. Cazzo, il VAR deve giallo tutta la vita, poi discutiamo, però non puoi dare piede a martello sul piede d'appoggio. Vabbè, niente. Cioè, il disastroso Alberto Santoro. Ma vi ricordate il fallo su Ionita nel primo tempo? Quando non ha toccato, Ionita non l'ha toccato, ma chi si ricorda Materazzi su Ibrahimovic? Ve lo ricordate? L'entrata di è uguale, stessa roba aveva fatto lì Bellusci, solo che Ionita è stato bravo a slisciarla, non so come dire in italiano, a schivarla, ecco. Tanto Ionita però mi sembra che Crociata e Ionita si sono invertiti di fare, tanto che no, adesso non ci sono più, non c'è più partita. Santoro adesso si è fatto mandare quasi a quel paese sia da Caporale che da Ionita, che sta protestando a gran voce. Ragazzi, questo ha fatto dei danni inenarrabili oggi. Il Lecco adesso deve rimanere con la testa, deve riuscire a rimanerci, perché qui Caporale ha tirato una pallonata all'indietro, perché la palla dicono sia uscita, ma noi non vediamo. C'è la panchina davanti, su qua non possiamo valutare. Ma ragazzi, bisogna crederci ancora. Dalle proteste di no, ma dai! Ragazzi, perché non si ribatte, scrive Antonio Dettori, il rigore perché è doppio tocco fallo, era un calcio piazzato diretto. Qualcuno si ricorda il fuorigioco? Sì, non c'è il fuorigioco sul rigore a Mantova, a Fausto se lo ricorda, nel playoff. Fuorigioco ci aveva dato, calcio di rigore. Ma io con Lecco veramente ho visto casi da tipo l'espulsione di... come si chiamava? Per doppia ammonizione, per doppia perdita di tempo di una partita che vinceva e che perdevamo. Lazzarini, no? No, era quello che poi aveva allenato anche i portieri. Andreoletti? No? Vabbè, comunque perdevamo, dovevamo attenzione recuperare... perché vanno fino in fondo. Chiude in angolo. Chi è questo? Lemmens. Sì, su Nestoros. Adesso bisogna veramente restare con la testa lì, non è facile. Sersanti che l'ha chiuso. Davvero, è incredibile. Cioè, tutto insieme. Ricordarsi un rigore così, no. Ma poi in una partita in cui... Io mi ricordo al Milan è successo, non mi ricordo chi. Forse Balotelli. Cioè, dire che è stregata questa stagione, ragazzi, chi del Milan l'ha sbagliato così. C'era Montella in panchina, tra l'altro, in quegli anni lì. E dire poco. 53esimo, calcio d'angolo per l'Ascoli. Mi ricordo che se l'era calciata... Forse Bacca. Bacca. Attenzione, angolo messo fuori da Lemmens, rimane lì la palla, però attenzione! Deviata da chi è? Bianconi. È andato a tirare Caligara, no? Sì, Caligara e Bianconi girandosi col corpo l'ha deviata sul fondo, per fortuna. Ragazzi, dobbiamo passare un attimo sto momento perché è veramente dura. Era sto Bacca, mi pare, Carlos Bacca, che era scivolato e se l'ha tirata sul piede. I periodi brutti di Milan, bruttissimo. Anche se Bacca, ragazzi, averlo adesso nell'Ecco sarebbe tanta roba. Beh, i gol li faceva. Sì, esatto. Attenzione, palla messa fuori da Novakovic, poi... No, qui c'è fuori gioco, dai. 2-0 dell'Asco. Non scherziamo, questo è fuori gioco. 2-0 dell'Asco.
No, ma è fuori gioco, ma dai, era 2 metri più avanti di tutti. No, a meno che non lo vadano a rivedere, vediamo. Calcio d'angolo, palla fuori. No, è netto, è fuori gioco Allora, del giocatore lì di fianco. Destro ciabattato e poi si gira 40. Fuori gioco. C'è il giocatore del 10 che è in gioco. Non puoi dire che non è in gioco lì il di Tacchio, eh? No, Caligara. Tanto qua. Che sfiga, ragazzi. Mamma mia. Che sfiga. Scivola col piede Stefano. d'appoggio sul rigore, stiamo rivedendo. Niente da fare. Ragazzi miei, qua. Io penso che una cosa come la partita di oggi è. In tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi 30 anni è dura di trovarne una simile. Un arbitro così osceno e con situazioni così assurde. Ci prendiamo un break, 2-0 Ascoli. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. 2-0 Ascoli. No, se uno si chiede, col mister parlavamo prima di come ha fatto i punti l'Ascoli, ed è una squadra che è veramente baciata da Dio, l'Ascoli, perché Cioè oggi non ha fatto praticamente niente e sta vincendo 2-0. ma anzi ha subito di tutto e di più. Viviano, a parte le 2 parate, il rigore come è andato. E questo cosa fischia? Ha fischiato un fallo di mano. L'arbitro che ride e scherza con Allora, Falzerano. siamo al 57esimo, difficile adesso rimettere. Ma scusate, ma un arbitro che ride e scherza con gli avversari, l'avete mai visto? Tipo a Lecco negli ultimi anni sì. Cioè, Vabbè, sì, no. Diverse volte. C'è anche ragione te. Vabbè, così. È così, ragazzi. Sì, no, beh, diciamo siamo proprio veramente... Cioè, ci arriva sempre una roncolata in faccia e da dietro un colpo nella schiena e poi un colpo ai polmoni, cioè adesso ancora cross per l'Ascoli, Saracco coi pugni, palla che arriva al limite. Intanto non so se Fausto e Filippo avete già mandato l'immagine Bellusci che ci ha mandato Matteo di Stefano che scivola mentre calcia il rigore. Sì, poi non si vede, si vede perché... Però guardate il piede d'appoggio, fa così e quindi lui calcia, poi perde il controllo della palla, si calcia con un piede sull'altro. Ah no, non è, guardate. No, dai, di tanto così. No, ma scusate, ma non è giusta così. La linea. Non è giusta la linea. Non lo so, non riusciamo, non si capisce. No, ma la linea è qua, il piede è dietro di 10 cm, non è giusto quella. 2 cambi lì. intanto nell'Ascoli. Vabbè. Però veramente piove sul bagnato. Allora, Baieie per Adiapong e terzino per terzino. Terzino per terzino, quindi Baieie E per poi Adiapong. 10 per 6, quindi Falzerano 60. No, scusate, Caligara, Craia, Erdis Craia. Eccolo l'ex blu celeste. Al posto di, scusa, Craia? Caligara. Caligara al 10. Che è già ammonito, mi prende anche per quello. Di Stefano, gran pallone recuperato, palla larga per Buso che entra in area dalla destra, Buso rallenta, rientra sul mancino, prova ancora col destro, palla deviata su Viviano, giustamente. Viviano. È difficile, è difficilissima, soprattutto credo a livello mentale per i giocatori in campo, perché subire quello che hanno subito oggi, ragazzi, devastante. E Saracco adesso con la palla fra le braccia, siamo al 59esimo minuto, sotto di 2-0 e l'Ascoli ha tirato in porta praticamente una volta, sì.
Vabbè, il punto è quando li facciamo i punti, se non li facciamo... Diciamo, però non so neanche... Oltre il gol non ho mai tirato. No, 3 perché la parata sul mancino di... Quella addosso a Saracco, dici sempre. Sì. 3 tiri, 2 Noi traversa, l'occasione di Di Stefano, l'occasione dopo di Estate non ricordo più chi, rigore. No, poi il rigore... Buso che prova a andarsene, fallo il su tiro di di crociata, parato. Il rigore a quel minuto ti dà tutto il secondo tempo per andare a... Eravamo 1-1 infatti. Ti dà un'iniezione di autostima, di avere davanti ancora tutto il secondo tempo sotto la curva. Allora un gol adesso ancora ti riaprirebbe la partita, soprattutto ti dà fiato. Devi farlo subito. Ti fa respirare, ti dà fiato. Dai calcio di punizione in avanti per il Lecco. Dai Vedran. Consiglierei ai dirigenti di guardarsi intorno, scrive Alessandro, programmare per l'anno prossimo una squadra per ritornare in cadetteria. È un po' presto e non è così scontato che fai la squadra per tornare in cadetteria. Tra l'altro, dalla tre quarti, palla dentro, palla che sfila, Baglier che insegue, palla per Milanese, riesce a contenere la cambi niente, palla no, Buso. Fino a questo punto non... Ma io sai che non so se cambierei neanch'io, perché li farei cercare di risalire loro. E che adesso ti esponi, poi come abbiamo visto, prima occasione dell'Ascoli e subito gol. Caporale recupera il pallone in rimessa laterale. Da lasciare veramente senza parole anche oggi una partita così. Io penso, quello che sto vedendo quest'anno in Serie B era da anni che non vedevamo situazioni così pesanti, così contrarie, che poi dici la sfortuna uno se la cerca anche con gli errori individuali, sì, ovviamente, però ogni tanto qualche aiutino non sarebbe neanche così. Però è proprio sfortunata, perché se Di Stefano non scivola, fa l'1-1, è un'altra partita. Ma non puoi prendertela con nessuno, cioè, no. È l'insieme di tutte le cose, la traversa, cioè, quello che sbaglia ti lascia il difensore che ti lascia il pallone, questo che sbaglia il rigore, cioè cosa devi fare? Andiamo in break intanto. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. E per venire a capire se li avevi ancora. Sì. Manca la mezz'ora con recupero abbondante al termine di questa partita che l'Ascoli sta conducendo, verrebbe da dire immeritatamente, dipende dai punti di vista. Se il merito è anche un merito quello, qualcuno potrebbe dire, far fruttare gli episodi a tuo vantaggio facendo poco sforzo, e allora sì, il Lecco ha creato. Fino adesso quello che ci ha insegnato questa Serie B è che non conta giocare, non conta avere occasioni, bisogna solo portare a casa. Sì. Cioè quello che ti passa il commento porti a casa e devi essere bravo a non concedere nulla agli altri. Se concedi il minimo, ma neanche il minimo indispensabile, brutta palla persa da Sersante, e sfrutti tutto quello che ti capita per fare le mani, la Serie B è questo. Perché col Catanzaro è successo così, col Brescia, col Cosenza un po' meno. Non parliamo della Fra Pisarò, non parliamo di quella partita perché è veramente una sconfitta. Tanto sono 3 rigori sbagliati su 3 quest'anno. Novakovic. 2 col Brescia, tra l'altro, 2 col Brescia. Sì, Eusepi nel finale. E questo. La sfortuna non giustifica 6 partite su 7, vero, questo è vero. Oggi però veramente un concentrato in tutto in pochi minuti, nel senso quello che Di Stefano Guglielmotti. Manca l'esperienza della Serie B in alcune situazioni, come può essere magari l'Emmens, sì. No, lì non è esperienza di Serie B, lì è capacità di giocare a calcio. No, certo, dico però, sai, se hai esperienza magari non provi quella giocata lì, può essere magari questo discorso. In Serie B come in Serie D, come in eccellenza, sì. Cioè lì è proprio... Guglielmotti, come ci rimettiamo? 4-4-2? Sessanti Galli. No, uguale, Sessanti Galli per Sessanti. Gioca Guglielmotti davanti. Più avanzato. Sì, che effettivamente lui è un ala, non è un terzino, quindi Galli che va a smistare un po' il traffico.
5 gol fatti e 15 subiti, scrive Veneto. Sì, questo è un po' triste il ruolino fino adesso, ma questo è. Quindi tanto vediamo se arriva un episodio ancora che scuote, ma diventa sempre più difficile. Tanto qua Guglielmotti no, è Buso che guadagna la rimessa laterale dopo una lunga corsa con Baglieye. A Palermo ne prendiamo 5, scrive Alessandro. C'è Pisa prima di Palermo, tra l'altro. Ma preferisco prenderne come chi era ne prendo 5 a Palermo, ma va bene, però magari vinco Pisa. Però bisogna vincere. No, però dico, chi se ne frega a Palermo. Per 1-0, 5-0 non ce ne frega niente, certo. Magari un po' per il morale dei giocatori, sì, ma Pisa è forte. Pisa è un po' magari discontinuo, però è una bella squadra sicuramente. Ecco avanti Galli, Caporale sulla sinistra, Caporale prova a filtrare, non riesce il pallone. Iniziano a diventare un po' tanti adesso gli errori individuali, c'è molta frustrazione probabilmente anche perché ci sta. Eusepi che prova a dare qualche scherzata su qualche cambio lo devi fare ancora. Devi fare, sì. Non bastano ruolo per ruolo, no? Cioè, sì, ok, ma tanto sì, anche fermo, però con gente per un po' più fresca, c'è anche di testa per andare un po' a... Questo è il fallo di prima di Nestorowski uguale. Fischiato questa volta contro Caporale. Tanto con chi parla, con la panchina del Lecco, con Bonazzoli. Prova a parlare con Bonazzoli, non si capisce perché. Forse perché ha contestato il fallo. Tanto c'è il calcio di punizione dalla metà campo dell'Ascoli. Tanto Mabuse, non so, non demoralizzatevi, il campionato è lungo, in passato squadre retrocesse a marzo, poi hanno imboccato una serie di partite e sono salvate. No, ma quello sicuramente noi abbiamo l'esperienza. Sì, c'è, ma... Guarda, non ti preoccupare, in 30 anni di Lecco ne abbiamo viste di tutti i colori e l'anno per esempio che ho citato spesso io con Modica è la dimostrazione, l'anno di Bertolini è la dimostrazione con Alberto Bertolini, una squadra giovane che è andata alla fine a salvarsi, qua era già fuori la palla. Se gli dà l'angolo, ok, no. Sì, diventa sempre più difficile ovviamente. L'anno scorso questo periodo cambiavi allenatore e eri più giù che su. Sì, pensavamo non andavi a pensare che andavi in B. Va tutt'altro. Poi hai fatto 4 vittorie consecutive e già ti sei rilanciato. Chiaro, ci sono 3 partite, è chiaro che se ne hai 3 partite che devi recuperare e fai 4 punti già inizia a cambiare. E forse è meglio però andare subito a giocare un'altra partita. Vista come arriva sta sconfitta, dici vabbè, giochiamocene subito un'altra, proviamo, tanto concetti nuovi non è che ne metti in un... No, quello no. Tanto Lemmens che regala la rimessa laterale. Cioè, adesso c'è molta frustrazione, no mister? Vedo per quello che ti dicevo, difficoltà proprio a giocare palloni semplici. Cambiare qualcosa, cioè creare un po', serve un po' l'episodio, una scoccia. Sì, è vero che è difficile, però mancano ancora 20-25 minuti. Più recupero, no, ma... Diciamo che già quel rigore poteva essere la scorsa. Sì. No, sarebbe stato sicuramente 1-1. Sì, no, è arrivato in quel momento, ti dava... Era benzina per andare a portarla a casa. Lo vedevi anche per come hanno risultato. Anche gli avversari, no? Era una partita comunque... che si incanalavano. Ionita dorme, brutta la palla anche del compagno. Brutta la palla di Galli qua. Però anche loro sbagliano. Caporale per Saracco, che brutto pallone. Saracco lo addomestica. Stiamo rischiando anche un po' dietro. Quando giocano a Pisa martedì ore 18:30, tipo o i 15, non si capisce. Novakovic, è bella l'apertura, è un po' in ritardo Guglielmotti. Bianconi di testa. Cosa vuol fare qua Ionita? Alla fine però la mette giù. Dai! Per Novakovic che si piglia 2 calcioni, ma poi la smista. Se riusciamo a ricostruire qualcosa, bella la palla per Caporale e poi Buso ha tutto il campo, può puntare, cross dentro sbagliato, palla che va a campanile, alla fine l'Ascoli, Buso però è bravo a recuperare il pallone e a subire il fallo. Qua forse c'è fallo? Giusto. No. Glielo fa ripetere, no, bisogna anche fare troppe battute perché loro era capace di darlo. Tra l'altro qua si era un po' anche lasciato andare un pochino Buso. È stato bravo a mettersi davanti a nessuno. Però era di spalle all'arbitro, quindi... però ci sta anche che entra in gioco il fatto che magari prendi una piccola gomitata dietro la coscia e lì è fallo netto, quindi...
Tanto Crociata che è su punto Chiama di i battuta, compagni 69 a minuti, tagliare dentro, vediamo. ci sono almeno 25 minuti di gioco ancora, quindi il tempo ci sarebbe. Fischierà il 90esimo oggi. E palla di Crociata dentro per la spizzata, angolo, Calcio perché d'angolo, dai. c'è il difensore, c'è Nestorowski che chiede la spinta, ma ovviamente non Crederci c'è fino nulla. alla fine, scrive Luisella. Ryan Crowley, quando segneremo esulteremo come San Marino contro la Danimarca. Ma poi comunque che siamo ancora, ci basta niente, è bastato vedere sul rigore, abbiamo esultato troppo. Poi abbiamo esultato Infatti io ho quasi detto, come no, c'erano tutti che esultavano, piano, che bisogna segnarlo. parte Crociata dall'angolino, nemmeno dalla Fantozzi. bandierina di destra, palla dentro, arriva fuori, Buso. Non riusciamo mai a tirare, però. La palla altissima. Era alta, no? Era proprio scorbutica. Poi va giù Buso. Fallo. Bravo Buso, si sta prendendo un fallo dietro l'altro. Oggi se non è il migliore poco ci manca. Sì, perché va sempre, riesce sempre ad andare via all'uomo. Va a cercare di fare qualcosa. Ma poi qua si è buttato al momento giusto. Diciamo che contribuisce sempre un po' lui al fallo, buttandosi in maniera, sta diventando esperto fuori di buttarsi ormai da un anno e mezzo, però sì. Manca l'Epore sui piazzati oggi. Sì, no, ma anche come personalità, anche per dare si stava scaldando lui e Eusepi. Sì. Dai, non perdiamo tempo a parlare con i giocatori. No, gli sta consigliando, se alzi il braccio così non te lo fischio contro, quindi tu alzalo pure. Gli sta spiegando dei suggerimenti. Allora, vediamo se Crociata è un po' defilato per andare... Palla dentro, messa fuori, Buso, palla alta, non arriviamo mai, non c'è mai nessuno per calciare di... Novakovic recupera il pallone, limite dell'area, non c'è nessuno in aiuto, aiutatelo, nessuno che lo aiuta, perché se in mezzo a due uomini. Bello il cross, la palla che arriva però non riesce a intervenire il giocatore del Lecco, c'è la palla fuori. Rimaniamo davanti. Di 40, Buso in posizione di tre quarti, palla dentro, la spizzata di testa per Guglielmotti che non arriva all'anticipato. Siamo sempre lì ma non riusciamo ad avere occasione. Zeljak di testa tiene palla su insieme anche a Bianconi. Poi la retroguardia dell'Ascoli alla fine riesce a spazzare, ma no Lemmens, ma mettila giù quella palla, perché la regali? Ragazzi, Lemmens togliamolo, non è più in partita da almeno 40 minuti. Che bella palla recuperata, chi è stato lì? Galli? Galli, sì. Adesso è Crociata che prova a partire palla al piede. Caporale vicino a lui, un po' corta, Caporale arriva comunque sulla sfera, poi la riserva Crociata che pensa al cross, poi si accentra Buso, scarta in mezzo a due uomini, va poi a cercare il cross, ne nasce. No, sì, ha ragione il mister, Buso è l'unico che salta l'uomo oggi, quindi ci prova e salta l'uomo. Caporale, palla dentro, sfila, Guglielmotti altissimo sopra la traversa. Poteva fare molto di più qui Guglielmotti. Conclusione impossibile praticamente, spalla alla porta. Ha avuto un po' fretta. Forse scaricare dietro. No, anche metterla giù, arriva sul fondo meta. Lui non ha grossa qualità, però c'è questa accelerazione. Vediamoci un attimo di pausa. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Dagli un cazzo che... Mica che lo Vabbè, fanno. niente, noi scherzavamo. Gli puoi anche mica che lo fanno stavolta. Non scherzavamo, ma c'è stato un controllo del VAR. Non sappiamo per cosa. No, ha fatto il check del VAR. Prova, mi senti? Sognavamo che ci prova. regalassero un rigore. Ma... No, ma guarda. Mai visto Nestorowski che si porta la mano alla nuca e poi tocca l'avversario? Ironizzando abbiamo detto no, non diamoglielo a Lecco il rigore. Ecco. No, ma infatti, ma poi cosa puoi dire a Santoro? Ci ho pure dato un rigore. Beh, l'ha visto subito, ma era netto. Cioè, no, ma avesse dato quel rigore. No, ma per dire che l'arbitro comunque c'ha
Quindi comunque è bello questo, perché Nestoschi prima si porta le mani alla nuca e poi cade, e poi ha il contatto col difensore. L'unica cosa bella, i colori autunnali che iniziano a colorare gli alberi attorno a Rigamonti. Ceppi! Saracco, parata di Saracco sulla punizione di Falasco. Plastica sulla punizione di Falasco, chiamata, parata. Bravo comunque Saracco ad allontanare il rimesso laterale, dove c'è l'Ascoli pronto alla battuta, 75 minuti su cronometro. Il punto è che poi non abbiamo neanche, come posso dire, il giocatore forse che può fare da solo. Cioè, potrebbe essere Buso. Sì, però non ha ancora quello spunto finale per, diciamo, fare, che ne salta 3 e segna. Poi voglio chiedere al mister, abbiamo sempre detto all'inizio dell'anno, come sorta di mezza giustificazione, siamo partiti un mese dopo fondamentalmente, quando finisce però questa... No, ormai non vale più. No. Tanto parte palla al piede Bianconi, aiuto. Attenzione. Ne salta 2. Poi la sfortuna colpisce l'arbitro, che però ora dovrà non so se ma ha fischiato il fallo però. No, ha fischiato fallo. Perché ha fischiato perché lui ha bloccato l'azione, quindi doveva fischiare. Tanto, parata di Saracco non facilissima. No, perché la palla usciva. Gira tanto, la vede poi dopo alla fine, para. Con le 3 dita, come... come Roberto Carlos. Come Branco. Sì, prende proprio quel giro lì. E qui invece ha fischiato fallo, perché l'arbitro avrebbe dovuto fischiare comunque perché aveva interrotto l'azione, invece c'era stato fallo su Bianconi. Buso! Quindi Buso, linea di fondo, bravo. Bravissimo. Nicola Buso migliore in campo del ma Buso comunque è cresciuto tantissimo quest'anno. Anche un cambio tipo Tordini, un giocatore... Sì, a questo punto io lo butterei dentro Tordini. Poi qualcosa. A posto di Crociata magari. Crociata, palla dentro. In bocca una telefonata. Io metterei i Tordini per Crociata e Lepore per Lemens. Ed Euseppi dentro se butta una palla? No? No, e Novakovic me lo tengo ancora lì davanti. Perché comunque difende, smaltisce il gioco, smista il gioco, scusate. Hai detto smaltisce. Non so cosa dice, anche quello probabilmente. Però. Smaltisce anche tutto il resto, visto che è quello come stiamo andando. Crociata. Tra l'altro adesso Lasco ovviamente aspetta lì dietro. Per Guglielmotti che prova a sgommare là sulla destra. Palla bassa, no, sbagliato. Guglielmotti non è entrato bene in partita. Ma Guglielmotti fino adesso un po', non dico un oggetto misterioso, ha fatto mezzo tempo discreto, poi a Modena bene. Sì, a Modena, poi dopo molto sotto le aspettative, che sono quelle di un giocatore importante. C'è il cambio, 2 cambi. Eccolo, te lo Rodriguez. Allora, entra Giovane, che è un classe 2003, giustamente. E Rodriguez. Giovane per? Nestoschi per Rodriguez e Mendes per Giovani a uscire. Proverà probabilmente a rinfrescare un po' l'attacco adesso, visto che... Prendiamo un break intanto. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora, Buso, giocatore di categoria, ci scrivono i nostri amici da casa e dobbiamo andare a Lourdes invece che a Pisa. Attenzione qua, l'Ascoli ha Rodriguez anche nel Ascoli in area di rigore. Dalla sinistra palla su Saracco che accartoccia, si accartoccia. Chi è andato a calciare? Non ho visto. Tanto qui Buso sbaglia da aspettare il pallone, arriva di gran carriera Bellusci che entra in area dalla destra, Buso lo recupera, costringe a uscire, palla dietro per il numero 6 Craia, poi il filtrante Rodriguez però non arriva sul pallone. Ragazzi miei, ho appena letto una cosa che ragazzi miei, cioè... Mamma mia. E intanto qui la conclusione della parata di Saracco. È stato il numero 23 Falzerano a calciare. Altro pallone tenuto da Novakovic sul rilancio lungo, Caporale
va su Buso, Bailly lo anticipa, c'è però ancora Novakovic che guadagna la rimessa laterale. 79esimo, dai ragazzi, provarci fino alla fine, provarci a riaprire questa partita, sempre più complicata. Dentro Tordini per Ionita. Sì, ha un po' finito la benzina Ionita, si è visto, ha fatto un gran recupero anche per cercare di dare un po' di carica ai compagni. Dai Mattia, fai qualcosa da Tordini, vai. E poi si è un po' spinto anche, vista anche l'età di Ionita. Beh, adesso abbiamo tutta la qualità possibile. Quella che c'è dentro. Tanto crociata di testa, riesce ad anticipare l'Emmens, palla addirittura per Salacco. Sempre di esterno, questo esterno destro gli piace all'Emmens, anche su queste giocate in retropassaggio, insomma in alleggerimento al portiere. Vabbè. Grande stop di Caporale sul lancio di Caporale Sacco. comunque oggi non ha fatto male. ha perso solo un pallone, poi per il resto... No, poi bei cross anche. Sì, Tanto Buso prova a partire, fermato, ma c'è Tordini in aiuto che gli dà un gran pallone. Subito gran pallone di Tordini per Buso. Mettila dentro bene, Buso sul fondo. No, Ma si perché fa morare. tiri da lì? Ha tirato? No, è uscito bene Viviano. Però ha aspettato troppo, non aveva più lo spazio per... Caporale in mezzo a due uomini, Che se ne numero? va. Poi il cross Sulla rete. Però insomma Tordini subito ha fatto vedere cosa può essere in questa squadra. Io lo vado predicando invano da mesi, però la qualità che ha questo ragazzo... Qui bravissimo Caporale in mezzo a due, poi ha sbagliato completamente il cross. Sì. Però anche Buso prima poteva scaricarla più indietro. Dopo gli si è chiuso... Non poteva più fare nulla dopo. Infatti è Viviano sul fondo che l'ha chiuso dopo. Sì. 80 minuti, la reazione c'è stata dell'Lecco, c'è stata, ma non basta. No, ma noi abbiamo sempre reagito, il problema è che non abbiamo gli ultimi 10 metri. Spiace, cioè Novakovic io nel test dell'Elodie ovviamente sì, però non è lo stoccatore che... Ma anche perché non è Lecco. Cercato dai compagni per, Ma no, per infatti concludere in porta, no? Noi abbiamo i vari Di Stefano, Buso, Tordini che poi dopo però quando c'è da essere cinici... fallaccio qui, Tordini va a prendersela! Stavolta ci dà un vantaggio decente. Che ingresso! No, perché non ci arriva Buso? Perché si è addormentato. Stanco anche. Un po' lunga. Un po' forte, stanco. un po' lunga. Poi stanco. Però che guizzo di Tordini, anticipare anche il fischio dell'arbitro sul fallo su Caporale. Sì, qua non ha fischiato. Non è... Ma probabilmente avrebbe fischiato se non si fosse configurato il vantaggio. Il vantaggio non si è concretizzato. Però è arrivato subito Tordini a prenderla in quel senso. Se non ci fosse arrivato, probabilmente spero che avrebbe fischiato, però la certezza non c'è. Esce il numero 6, entra il numero 5. Di chi? Loro? Ma hanno ancora cambi loro, sì. Sì. Eccolo, entra alla fine Gnauré per il numero 6, scusa. Sì, Kraja, che era appena entrato, esce. Almeno, Kraja Gnauré, sì. Sì. Si è fatto male. Sì. Non ha neanche toccato palloni, Kraja, poverino. Sì, forse uno ha toccato. E si è fatto male. Tanto rilancio dalle parti di Buso. Grande stop di crociata che si gira poi in un fazzoletto proprio sul entrato il Gnauré. Poi palla brutta. Difficile qui, onestamente, troppo. Qui Zeliak riparte Caporale, Buso, anzi scusate, crociata lancia Buso, che poi è bravo a lottare, a guadagnare la palla dopo un rimpallo. Buso, palla bassa, non c'è nessuno, prova Bianconi ad andare in anticipo, poi non c'è fallo. Sì, non c'è fallo di crociata. Crociata si mette le mani davanti alla volto per non dire parole. Sì. Era lì fermo. Però con le braccia lo ostacola. Sì, puoi anche lasciar correre. Qui intanto Kraja ha brutto fallo, cioè sì, brutto infortunio. Ginocchio. Da solo praticamente. Speriamo di no, perché insomma povero. Bonazzoli e Malgrati sono seduti in panchina silenziosi. Cosa vuoi dire oggi? No, ma anche perché adesso il Lecco sta giocando, quindi cosa vuoi dirgli? Attenzione, l'Ascoli riesce a passare, c'è forse il fallo non ho visto chi è del Lecco a terra, dopo è arrivato anche Zeliak a mettere il pallo in angolo, però prima c'era un fallo non si è visto chi, forse su Galli. Andiamo in break intanto. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale?
Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Rientriamo intanto, stavamo commentando ancora il rigore di Di Stefano. Sì, sfortuna, tu dici anche magari un po' di emozione che ti tradisce, però sull'appoggio, non lo so, il terreno magari un po' scivoloso comunque, tanto c'è calcio di punizione per il Lecco. Manca 5 minuti, 6, più recupero, entra Eusepi. Beh, allora c'è da dire, proprio volendo guardare col lanternino, in note positive, Zelia e Bianconi dietro hanno funzionato. Quindi, anche Caporale, diciamo. E anche Caporale terzino. Eusepi per bisogna mettere il quarto che Lepore come terzino destro potrebbe dare qualcosina in più. Tanto è uscito Lemmens, è entrato Eusepi. Con un filo di sole che arriva su Riga Monticeppi a illuminarlo. Si prova a ripartire adesso proprio con Bianconi e con Zeliak. Non è il loro compito ovviamente gestire il pallone, infatti lo lasciano Guglielmotti. Poi il pallone filtrante sbagliato di chi era questo? Non vedo se è Galli, sì. Che poi però tiene alto la pressione e guadagna il Lecco la rimessa laterale con la fascia destra ancora attiva per i blucelesti con Zeliak, che poi però cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Caporale controllato, si riparte ancora da Zeliak sulla destra, pare crociata addirittura a fare l'esterno là sulla destra. Caporale, bello il cross! No! Non ci arriva di nulla Eusepi, fuori gioco. Ma non ha alzato la bandierina? Sì, dopo. Dopo. Adesso ovviamente bisogna buttare dentro questi palloni perché 1-1 intanto tra Bari e Modena, 2-0 Pisa Cittadella, Brescia in vantaggio a Terni e su Tirolo in vantaggio allo Zini di Cremona. Sì, ormai c'è ben poco da guardare gli altri risultati perché... Beh sì, anche c'è da guardare quanto inizia a diventare lontana la zona tranquillità. La zona salvezza è a 7 punti in questo momento dal Lecco. Anche se va da dire il Lecco c'è da dire che deve recuperare 3 partite, chiaro. 3 partite sono con Pisa, Como e sul Tirol. Oddio, mi cogli preparato. Reggiana forse. Tutte e 3 in trasferta? No, scusami, una Reggiana in casa. Questo qua è un fallo da giallo intanto di Falzerano, ma è passato in cavalleria. Spezia. Giallo in casa. Giallo per Falzerano perché giustamente ha atterrato Guglielmotti da dietro. Spezia che in questo momento è uno scontro diretto salvezza da vincere. Punizione dalla metacampo, palla battuta bassa. Male. Dietro chi è crociato quello? Diciamo che quando poi siamo sotto è difficile recuperare fino a questo punto questo campionato, sta dicendo quello, perché poi contro squadre chiuse come qua facciamo ancora più fatica. Non abbiamo niente davanti. Sì, non facciamo rispetto a quando si gioca comunque, diciamo, più a viso aperto, per cui la spizzata adesso di Novakovic, Eusepi però era marcato, adesso Zeliak in chiusura appoggia Saracco. Poi lo stesso Saracco, il servizio un po' rischioso per Guglielmotti, ancora Saracco, Caporale si sbraccia, Saracco guarda avanti e lancia lungo dove non c'è Novakovic, ma stavolta è Eusepi che gira su Caporale, che sale sulla sinistra, palla al centro per Tordini crociata è attaccato, si gira bene, forse col fallo. Tiene palla, l'allarga ancora bene con Caporale sulla destra, Caporale cross basso! Calcio d'angolo? No, rimessa laterale. Ma va, figurati se è angolo. No, abbiamo proprio che non è uscita. Dai. Rimessa laterale di Caporale. Palla dentro Eusepi, la spizzata di testa. Ma mai che sia mezzo, un palmo più alto per il Lecco, più basso per il Lecco, mai. È sempre giusta per l'Ascoli.
Ti trovo la conclusione, poi Novakovic limite dell'area, atterrato, ma non c'è fallo. Nemmeno deviazione per il calcio d'angolo, siamo sfortunati comunque su queste. No, Novakovic è stato trascinato a terra, nell'essere trascinato a terra ha concluso fuori. Nel frattempo il giocatore dell'Ascoli che si lamenta di qualcosa alla caviglia. Cioè, ma poi sai cosa? Almeno segnare un gol. Cioè, perdi 2-1, ma almeno segna. Sì, il problema è che da quanto tempo non segniamo? Adesso ho perso un po' il conto. Qui c'era fallo su Novakovic perché viene buttato a terra. Poi 40 da solo dopo aver spinto Novakovic si sbilancia e si fa anche male. Tanto Caporale, ottimo l'anticipo di testa, poi Buso combatte insieme a Usepi, recuperano il pallone, lo lasciano dietro a Bianconi, si va con Zeljak che dovrebbe cercare un compagno un po' più capace di gestire la sfera, lo trova in Crociata che però rischia tantissimo con l'avversario addosso, deve rifugiarsi nuovamente da Zeljak che poi allarga su Guglielmotti non ha spazio, si torna alla Crociata che poi alla fine spara un campanile altissimo, Novakovic lo tiene e alla fine riesce a fare far fare una specie di errore alla retroguardia dell'Ascoli, però palla battuta e ribattuta lì davanti all'area di rigore, Caporale alla fine arriva, guadagna la rimessa laterale, va Buso. Come fa a essere loro questo? Vabbè, niente. Buso ammonito perché ha tirato un pugno al pallone. Allora, qui Flavio scrive: grande impegno soprattutto di Buso, ma il Costa di Mister Invernizzi gioca meglio. Isacone Reggiana 4 di recupero. Spezia no, Reggiana ci dicono da casa, mi sembrava Reggiana però. Alex Schiv, come fa? Che ha fatto il Lecco? Come fa? Che ha fatto il Lecco? Come fa? Due allenatori così non si... vabbè, sì. Foschi a confronto di Guardiola, beh, cioè adesso a chi dice lo sconforto, no, non esageriamo. Bianconi parte in dribbling in mezzo a 3 uomini e poi perde alla fine perde il pallone, ma c'è fallo. Lasciar fuori Lepore per uno come Lemens si commenta da sé come insistere. Lemens sinceramente l'ha fatto giocare Foschi 2 volte ha fatto Pietà. Ma io spero oggi che Lepore non stesse bene, poi ma sicuramente Lepore o probabilmente lo sta risparmiando per Pisa e per altre partite, ma poi alla fine qua si dispera Novakovic perché gli viene fischiato fallo contro. Non ne va bene neanche sui falli mezzi e mezzi ti danno. No, ma qua veramente scusa, ma qua sì, non c'è niente, poi vabbè, ormai abbiamo capito che è così, però è difficile proprio parlare, commentare, perché cioè, alla fine di tutta questa partita cosa ricorderai? 85 minuti di buon Lecco, la scivolata di Di Stefano, perché è la cosa più, e poi ricorderai Lemmens, Di Stefano e il terzo sul secondo gol vabbè, il secondo gol è stata una conseguenza bella l'azione di Caporale. Niente, ce n'è. Calcio d'angolo. Deviazione in angolo. 4 minuti di recupero, se ne sono già andati 2 praticamente. Sì, ci sono ancora 2 di recupero. Cioè niente va bene, anche qua deviazione, no? Cappota. Palla adesso dall'angolo. C'è qualcosa? C'è qualche cambio? Tordini tra l'altro un pallone e poi il nulla, non si è più sentito. Guglielmotti pure. Due belle palle, 2 belle giocate, poi non è stato più nemmeno cercato. Battuta, niente, palla bassa, ma Crociata un po' di forza nei cross. Crociata che poi guadagna un altro angolo. Cioè, finiamo caparbiamente avanti, questo va detto, però sempre fumosi. Palla dentro, speriamo, sì, Viviano, migliore in campo oggi, sicuramente Viviano, penso. Sì, tra i migliori in campo, non so dire se ha salvato almeno 3 gol, quindi non c'è fallo neanche qua. Altrimenti migliore in campo, sì, Buso per il Lecco e Viviano per loro. Di loro Viviano. Sì, Viviano sicuramente è il migliore. Viviano e forse Bellusci dietro, e poi si è fatto regalare tanti di quei falli che tanto parte l'Ascoli il contropiede 3 contro 3
al centro c'è Rodriguez, l'Ascoli preferisce aspettare. È stato Guglielmotti a perdere quel brutto pallone lì, sì, davanti alla difesa, poi sono partiti loro. Guglielmotti è entrato veramente male. Non è entrato praticamente. Sì. Tordini sì, un paio di giocate, no, Tordini, ma attenzione ai palla dentro. Il terzo gol. No, la sbaglia clamorosamente con Sarà che in uscita Rodriguez. Sì, il rischio è quello poi dopo di prendere anche l'imbarcata Sì, qua ormai diciamo partita finita, ecco che bravo Saracco qui a uscire, ha coperto bene lo specchio della porta, crociata, gira bene in mezzo al campo, poi subisce il ritorno dell'avversario, appoggia Guglielmotti, c'è la fischio finale. Finisce così, missione compiuta per Santoro, l'ha portata a casa. Sì, più che Santoro, insomma anche ci abbiamo messo un po' di tutto, sia noi, sia il Lecco, che insomma l'arbitro, ok, che però pare di dire che sui gol non ha pesato, ecco, cioè sui gol ha pesato su tutto il resto. Sì, su tutto il resto, però se poi rigore scivoli, fai una giocata davanti alla porta fantoziana. No, quello sicuramente è colpa del... Sul gol del 2-0 non sali probabilmente per il fuorigioco, certo era difficile in maniera tempista. Quei due episodi, però quello che è sbagliato, il 2-0 ti ammazzano. Pesano troppo. Dopo non c'è più partita. E nonostante tutto comunque poi abbiamo giocato. Non sei più lucido. Posso fare solo una richiesta? Lemmens basta. Non vediamo più Lemmens in campo, per favore. Cioè non mi interessa, ho visto tifosi che lo incita, che lo vantavano come un grandissimo difensore, ma gli stessi Matteo e Albino. Ragazzi, Lemmens è questo, basta. Proviamo Donati piuttosto. Donati è un 2001, Lemmens è un 2002. Cioè Donati è un terzino di ruolo, se non sbaglio. Vabbè, ma lì il terzino può farlo Lepore, quando sarà in forma, sì. Però ecco, confermerei il modulo. Sì, no, confermerei il modulo. Sì, non mi è dispiaciuto coppia centrale difensiva buona. Poi Buso di Stefano comunque. Buso di Stefano, Caporale è andato bene. Qualche soluzione per andare comunque a puntare l'uomo. Allora, intanto a breve ci collegheranno dalla regia con Albino. Cioè, ormai siamo ripetitivi, 6-7 partite. Ripeto, a parte 2 episodi che sono l'americano lotta fino alla fine, Novakovic. Sì. Tordino un mediocre, no, non sono d'accordo. Tordino è andato bene. Tordino ha fatto un paio di belle giocate, però poi non è stato cercato. Uscito, sì, ma anche tanto nel momento che entri nella partita, certo. Non è spazio. Abbiamo Albino, eccoti, ciao. Ciao. Allora, amara sconfitta ancora una volta, sembra sempre di ripetere lo stesso refrain, no? Però oggi veramente episodi sicuramente molto molto sfortunati e sfavorevoli. La reazione c'è stata perché poi il Lecco ha cercato di giocare fino alla fine, però non si porta mai a casa concretezza, Albino, no? No, allora non bisogna dire troppe parole, questa è una squadra che ha un organico, lo stiamo valutando per la Serie B da quando abbiamo cominciato a giocare, che non è adatta. Cioè, noi abbiamo una difesa addirittura in taluni casi macchinosa, come nei casi di Bianconi, in altri casi leggera dal punto di vista mentale, come quello di Lemmens, che ha fatto questa stupidaggine, e poi non facciamo gol neanche con 3 rigori a favore. Quindi voglio dire, è chiaro che sono dei segnali, è il segnale di un Lecco che farà una gita in Serie B, chiamiamola così tra virgolette, si saluterà. Sì, in questo momento diciamo che è difficile vedere qualcosa di diverso. A tuo giudizio quali sono, ne hai citato qualcuno, però le zone di campo dove c'è più bisogno di andare, probabilmente a gennaio, se non sarà tardi? No, può essere non tardi, ma poi bisogna vedere anche qual è la volontà della città. No. Scusa, sì? E quindi no, c'è la curva che sta intonando un coro, sentiamo, sì. C'è la squadra schierata davanti, ma sono tutte cose già viste, già riviste, che non cambiano il senso delle cose. Cioè, ripeto, dove intervenire? Sicuramente in difesa noi abbiamo dei buchi, per non dire delle voragini, ma veramente. Poi centrocampo ci vuole. Io sono molto deluso per esempio da Crociata.
Crociato Ionita non ci hanno portato niente fino adesso, o poco niente. Diciamo che sono molto sotto i loro standard che ci si aspetterebbe. Quindi è una squadra che va cambiata almeno in 5-6 giocatori. Quindi insomma la curva che non contesta, però insomma sta chiedendo, insomma, tirate fuori il solito coro, insomma quello sì, però è anche allora poi c'è una terza questione che va detta. Questa è un'occasione che questa città inseguiva da 50 anni, e fare queste figure sul campo, perché si può perdere, no? Però continuare a perdere in questo modo dopo 7 giornate con un punto, la domanda è: c'è qualcosa che non va? La risposta è che c'è molto che non va. Anche perché arrivano sempre cose fantoziane, no Albino? L'errore tecnico davanti alla porta, la scivolata sul rigore. Sì. Sembra quasi una roba proprio... No, sono dei segnali sì. Come erano l'anno scorso magari segnali che in alcune volte magari ti girava bene, no? Esatto, sì. Sì, quest'anno male. Va bene Albino, grazie, allora ti lasciamo le incombenze in sala stampa e insomma speriamo, la settimana prossima noi continuiamo a sperare comunque qualcosa di diverso. Sì, però speriamo che la speranza non venga meno, almeno quella, ma c'è poco. C'è poco. Andiamo poco. Grazie Albino, a settimana prossima. Ciao. Buona serata, Ciao. buon rientro. Allora, sì, giustamente bisogna essere consci, non demordere mai, consci che però è veramente una montagna, diventa sempre più una montagna da scalare, no, mister? Sì, perché oggi era una partita alla portata, per quello che abbiamo visto la domanda è quella giusta. Dall'inizio l'Ascoli era una squadra che era da battere. Purtroppo non riusciamo, non gira niente negli episodi, nell'andare a fare un errore comunque non da giocatori di questa categoria, adesso senza volere dare, diciamo, la croce addosso a un ragazzo, però pesa. Poi fai il rigore, un altro ragazzo scivola, poi prendi il 2-1 su un fuorigioco di mezzo tacco, cioè diventa difficile e dispiace, perché comunque oggi è una partita alla portata che potevi fare. E c'era anche, diciamo, lo spirito per poterlo fare, anche cambio di modulo tutto sommato. Non ti volevo chiedere questo. Non mi è dispiaciuto, è comunque una squadra equilibrata, non abbiamo concesso, comunque le nostre occasioni le abbiamo create, non abbiamo sofferto il loro gioco. Cioè, delle cose positive ci sono anche state, è normale che poi che conta è far gol e continuiamo a non farlo. 0 e non hai vinto neanche oggi, e il calcio poi è questo. Però non è proprio una cosa così, cioè una disfatta certo. in alcuni adesso non è come quella che non è Cosenza. Esatto, Cosenza, ma anche oggi sembra tipo più Brescia, come la partita con Brescia. Dici, si vede poi che manca qualcosa, vabbè, manca tanto, è normale, manca un po' di qualità, manca un po' di esperienza, senza l'errore un po'... col rigore di Di Stefano, dopo alla fine magari portare a casa o il pareggio o magari addirittura la vittoria, ma perché di gruppo avevi fatto quel di più dei singoli. Secondo me manca quell'episodio che può far scattare quella scintilla che ti dà, fai l'1-1 e la vinci. Ma poi perché di inerzia, no? Ti viene fuori quella e dici dai, sta girando però proprio non siamo arrivati neanche in quella situazione, non ci arriviamo. Potevamo, però è scivolato. Però 3 rigori su 3. Poi come dire, cercarsele, ad esempio, come si diceva, perché non l'Epo dall'inizio magari non stava bene. Io altra domanda che continuo a farmi, e sarò stupido io, ma hai un giocatore da 100 e più presenze in Serie B che è fuori rosa. Chi, scusami? Addizione. Cioè non hai le scelte a centrocampo. Oggi hai messo Galli, che sappiamo che è sempre lì un po' sulle punte perché è un po' di cristallo, altrimenti chi mettevi oggi? Non avevi niente, e soprattutto niente di esperienza, sei costretto a usare degli innocenti quando non c'è Galli, che dico,
per carità. Ma solo per l'esperienza, poi dopo l'Ardizzone non è che fosse... Bisogna capire anche perché è fuori... Non è Ardizzone che ti cambia secondo me che cambia la squadra, lì è proprio una cosa, anche un po' di testa, che sicuramente quando arrivi alla settima partita che ne hai perse 6 e non è un giocatore... Però qualcosa... io quello che vedo è Di Tacchio 90, Falzano 91, Nestorowski 90, Falasco 93, Bellusci 89 e 85 Viviano, e noi giochiamo con 99, 2002, 97, 2002, 2002, 96, 2002, cioè... No, è chiaro che manca ma al di là dell'età, no? Cioè Di Tacchio ha fatto 10 anni alla Salernitana, cioè, sono giocatori abituati a giocare davanti a 30.000 spettatori, cioè Bellusci ha fatto Catania, cioè sono giocatori abituati. Ma che manchi questo e secondo me io oggi non li ho visti così superiori ai giocatori del Lecco, nonostante abbiano comunque delle esperienze che i giocatori del Lecco. Chi ha più esperienza dei giocatori del Lecco? Crociata, che ha fatto 4 partite a Empoli. Ionita, Crociata e basta. E per questo dico, Ardizzone ha 100 qualcosa presenza in B, sì. Magari sai qualcosina in più ti dà, che non reintegrare Zambataro che cioè in panchina dopo ti giri, hai Zambataro, Donati, degli Innocenti, Boci, Agostinelli. Molti non hanno ancora mai visto il campo, ma probabilmente mai lo vedranno, cioè Boci e Agostinelli vedranno mai il campo. Non lo so. All'Ecco mancano dei giocatori. Allora adesso vi faccio un nome sicuramente fuori portata. Manca un Quagliarella, manca un nel senso giocatori che magari hanno una certa età, ma hanno un carisma che ti possono comunque in quella situazione qua tirare fuori. E qualcosina c'è, però non lo... È logico, però sono giocatori fuori budget per una piazza, e non verranno neanche mai a Lecco. Noi dobbiamo fare ma poi però allora con quelli che non hanno, cioè detta terra, noi abbiamo fatto la squadra con quelli che non sono stati presi dagli altri, abbiamo fatto una squadra che neanche in serie, io ti dico, neanche in serie C forse saremmo tra le prime posizioni. Ma non è colpa dell'Ecco se tu sei stato fino all'ultimo che non sapevi se giocavi in Serie D cioè queste cose qua poi alla fine nel fare la squadra pesano, e tutto sommato io non sono dispiaciuto di come poi la squadra comunque è stata fatta, perché è vero, non abbiamo, come dicevamo prima, dei giocatori di grossa esperienza, però tutto sommato non sono giocatori scarsi. No, assolutamente. Va bene, allora questo le considerazioni finali. Siamo ai saluti, ci troviamo martedì alle 18:30, cambia sempre 18:15, cioè non si capisce mai niente in questa Serie B. Comunque 18:30 per il recupero di martedì a Pisa. Torneremo naturalmente con la nostra trasmissione dell'ECN Stadio. In serata non perdete, ai noi, per una sconfitta, ma il nostro appuntamento con l'ECN Aftermatch. Grazie mister Giulio Invernizzi, grazie mister. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Stefano Menegatti, stai alla prossima. Salutiamo anche in regia Fausto e Filippo. Noi ci troviamo naturalmente, come detto, martedì. Buona serata e buona domenica. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.